Siamo all'interno del Museo di Geografia dell'Università di Padova, Palazzo Wallenborg. Faccio un po' di pubblicità perché chi vuole venirlo a vedere è davvero un'opera molto bella e molto importante, con Mauro Varotto, geografo dell'Università di Padova ed esperto di marmolada. Lei è da 17 anni che continua a esaminare lo stato di salute pessimo di questo ghiacciaio, un ghiacciaio purtroppo destinato all'estinzione. Sì, purtroppo lo stiamo rincorrendo ogni anno perché sale sempre di più e quindi si sta riducendo progressivamente. Siamo ormai al 20-25% della superficie di un secolo fa e anche il 25% del volume totale originario. Quindi veramente ridotto ai minimi termini, e la previsione che noi abbiamo fatto appunto della totale fusione, diciamo, oppure veramente di gran parte della superficie del ghiacciaio è prevista dal 2035. Noi abbiamo delle foto degli anni 20 che grazie a Cristiano Roccagliendi vi facciamo vedere, giusto professor Varotto? Sì, qui si può vedere una foto degli anni 20 con un arco di ghiaccio, come vedete, che è poco sopra Pian di Fiacconi. Queste sono le misure che venivano effettuate negli anni 20 da Bruno Castiglioni, quindi abbiamo anche una lunga serie di misurazioni di questo ghiacciaio, è uno dei ghiacciai più studiati in assoluto dell'arco alpino, e abbiamo anche delle foto confronto che ci fanno capire la potenza del ghiacciaio 100 anni fa circa e quella che è ormai la situazione di oggi, che è veramente molto più ridotta. Ecco, allora adesso io mi sposto perché il professor Varotto, sempre grazie al collega Cristiano Roccagliendi, vi farà vedere esattamente dove si è verificato il distacco del seracco di ieri, perché questo che vedete inquadrato è un plastico della marmolada. Sì, questo è un plastico della marmolada che abbiamo messo appunto per far capire il veloce arretramento, diciamo, del ghiacciaio dal 1905 fino all'ultima linea che abbiamo messo appunto prima dell'inaugurazione del museo, era il 2018. Il distacco è avvenuto da questo punto qui, che come vedete è una parte, diciamo, una parte sommitale del ghiacciaio verso Punta Rocca, e dall'ombra che vedete anche dalla foto aerea capite la pendenza di quel punto. È un punto molto pendente e soprattutto è, diciamo così, diciamo, sopra la parte rocciosa verticale, diciamo, che delimita il vallone che poi è la via normale verso la vetta di Punta Penia. Quindi la valanga, diciamo così, il distacco è venuto da questo punto, che è un punto di ghiaccio appunto molto esposto, ed è sceso proprio da questa parete verticale, quindi prendendo velocità, e poi, se avete visto le immagini, ha proseguito la sua corsa praticamente seguendo quella che era la linea della lingua del ghiacciaio del 1900, quindi seguendo praticamente la linea di massima pendenza del ghiacciaio stesso. Ecco, esattamente dove sono stati colpiti gli escursionisti? Abbiamo visto insomma il bilancio, l'ultimo che ricordo io è di 8 morti, purtroppo sicuramente destinato a salire, anche perché è impensabile trovare qualcun altro vivo, penso là sotto. Cosa dice professore? Purtroppo la giornata è stata infausta, perché di domenica e poi nell'orario proprio, diciamo, meridiano è il momento in cui le cordate, diciamo, sono più numerose o nell'ascensione o addirittura nella discesa dalla vetta, quindi li hanno colpiti sicuramente in questo punto qui della via normale, ma potrebbero aver colpito anche persone, diciamo, ai piedi del ghiacciaio, quindi in questa zona magari semplicemente anche turisti, persone che non dovevano salire in vetta ma che erano proprio nei paraggi e sono stati travolti da questa valanga, che immaginiamoci appunto una sorta di più palazzi di ghiaccio che ti avvolgono, e evidentemente la possibilità di salvarsi è ridotta, perché forse chi può aver avuto la velocità di ripararsi sotto un masso prominente potrebbe essersi, come dire, ricavato un rifugio, diciamo, da questa ondata di ghiaccio e di roccia, che evidentemente era imponente. Ecco, lei prima insomma le ho fatto la domanda che un po' tutti hanno, penso, nella loro testa. Era un evento prevedibile questo, tra l'altro un evento che non si è mai verificato. Ma dal punto di vista della dinamica è plausibile, si spiega bene, insomma, il fatto che ci sia ormai tanta acqua che scorre sul letto del ghiacciaio e quindi distacchi il ghiacciaio stesso dalla roccia, dal substrato roccioso, e la seraccata, quindi queste crepacciature che evidentemente sono più intense dove c'è una maggiore pendenza, possono spiegare un distacco di questo tipo, però una massa così grande di ghiaccio che si stacca dal corpo, dalla massa complessiva del ghiacciaio, non era mai accaduta, quindi è un fenomeno sicuramente estremo a cui assistiamo per la prima volta.
Ecco, voi come Università di Padova salite a fine estate tutti gli anni, forse anche la vostra spedizione di questo 2022, lei pensa che i turisti potranno tornare in quella zona di Marmolada? Ma credo per il periodo adesso qui immediatamente successivo, soprattutto se l'estate continuerà ad essere così calda, sarà sicuramente interdetto l'accesso alla vetta, soprattutto alla via normale che è quella più esposta a possibili ulteriori distacchi da una parete che adesso è effettivamente molto precaria. Per quanto riguarda le misure della campagna glaciologica, noi di solito la facciamo sempre a fine estate, quindi alla fine del periodo di ablazione. Abbiamo dei segnali di misura un po' lungo tutta la linea frontale, quindi dalla diciamo, fronte di Serauta, che è questa più orientale, fino appunto immediatamente sotto, proprio in linea diciamo così meridiana, al punto di distacco. E lì verificheremo effettivamente se a fine agosto ci saranno le condizioni di sicurezza per poter fare le misure. Ascolti, l'altra domanda che abbiamo sulla bocca di tutti, noi adesso concretamente che cosa possiamo fare? Ci sono fenomeni estremi, credo che abbiamo davvero passato una domenica di lutto un po' tutti ieri perché ci siamo resi conto che forse davvero non c'è più tempo. Tutti noi possiamo fare qualcosa, non dobbiamo guardare alla Marmolada, ma dobbiamo guardare a noi e a cosa possiamo fare noi stessi nel nostro comportamento quotidiano per la Marmolada. La Marmolada è un termometro dei cambiamenti climatici planetari, non è che si mette in frigo il termometro per salvare o per curare una malattia, la malattia è globale e il ghiacciaio non fa altro che registrare la velocità con cui appunto il riscaldamento globale sta avvenendo. Ci sono soluzioni diciamo locali che però sono dei palliativi, cioè la protezione del ghiacciaio con dei teli è assolutamente inefficace da questo punto di vista, serve solo a ritardare o a conservare la neve per lo sci, ma non salverà mai il ghiacciaio, mentre invece la possibilità di intervenire sulla riduzione dei combustibili fossili è sicuramente la priorità, ma chiaramente anche facendolo ora dovremmo aspettare decenni prima che questo possa diciamo, riverberarsi sulla salute del ghiacciaio. 7 vittime, 8 feriti, lo ricordo il bilancio, e 15 dispersi, perché 4 fortunatamente dei 19 dispersi sono stati ritrovati in salvo grazie anche alla possibilità di questa rete di informativa con il numero che è stato approntato dal soccorso alpino, e quindi si è riusciti a rintracciare quelle persone che mancavano all'appello. Quindi per ora questo è il bilancio che vi possiamo raccontare e che vi ribadiamo. Torniamo a collegarci a Canazei con Tiziana Bolognani e Stefano Bozzi. Si attende ormai dalle 12 l'arrivo di Mario Draghi. Intanto cosa ci puoi dire sulla tabella di marcia del Premier, se sapete insomma qualcosa? Sì Nicola, allora diciamo che la tabella di marcia ci racconta di minuto in minuto di un lasso di tempo che più o meno è sempre lo stesso, si parla di un'ora, un'ora e mezza, poco fa siamo scesi a 50 minuti, però come dire, l'elemento di novità è rappresentato dal fatto che le sedie della sala stampa che era stata approntata attorno a mezzogiorno sono state fatte risistemare, è stata ricreato lo spazio per i cameraman e i microfoni cominciano ad essere posizionati sul tavolo dove è prevista per l'appunto la conferenza stampa, il punto stampa del Premier Mario Draghi assieme al capo del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile Fabrizio Curcio, che sta arrivando assieme al Premier Mario Draghi. Arriva a Canazei, nel centro che è diventato il centro, il cuore pulsante del coordinamento dei soccorsi, la caserma dei vigili del fuoco, che si trova proprio all'ingresso del paese scendendo dal passo Fedaia. Contrariamente a quanto avevamo fatto vedere prima, chiedo a Stefano di avvicinarsi un po' a me, di farvi vedere questo squarcio di cielo azzurro e anche una pioggerellina che è diventata come dire meno fastidiosa rispetto a prima, dove l'acqua caduta, il temporale abbastanza insistente ha fatto precipitare la temperatura. Qui in questo momento ci saranno poco più di 10 gradi e quindi insomma siamo passati da una mattinata di stampa
campo prettamente estivo ad un clima invece che è quello tipicamente della montagna in estate. Lo ricordavi tu, i numeri di questa tragedia, di questo disastro: 7 le vittime accertate, il settimo corpo è stato recuperato proprio in mattinata, prima che le condizioni meteo costringessero i soccorritori a sospendere ogni operazione. Si sta lavorando ancora adesso con i droni, perché sono l'unico strumento in grado di monitorare tutto il fronte, l'enorme fronte della frana di ghiaccio e di sassi che si è staccata ieri per una lunghezza di più o meno mezzo chilometro e con un fronte di oltre 300 metri. Quindi i droni stanno monitorando centimetro per centimetro tutto questo materiale per cercare di individuare i corpi dispersi. Sono 16 secondo le fonti ufficiali, 15 poco fa erano scese a 15, insomma sono numeri ballerini. Aspettiamo proprio il momento, l'attimo della conferenza stampa alla quale parteciperà anche il presidente della provincia autonoma di Trento, Fugatti, con il capo del Dipartimento, ve l'ho detto, della Protezione Civile, Fabrizio Curcio, con gli uomini del soccorso alpino che hanno i volti stremati dalla stanchezza. Si è lavorato da ieri, sin dalle prime ore della tragedia, ieri pomeriggio, si è andati avanti per tutta la notte per monitorare il fronte della frana. Vedete, qui è un via vai di mezzi delle forze dell'ordine. La caserma è presidiata dalle auto della polizia, dei carabinieri, e c'è una cintura praticamente di furgoni di vigili del fuoco che stanno chiudendo il passaggio a curiosi, perché purtroppo, ve lo ricordavo anche in apertura di questi collegamenti, oggi è stato, come dire, la giornata anche del turismo dell'orrore, di questi pendolari che hanno risalito il passo Fedaia sia dal versante bellunese che dal versante trentino per arrivare in cima, per vedere, fotografare l'enorme cratere che si è creato sul ghiacciaio. Questo cratere di colore verde azzurro è un colpo d'occhio importante, un colpo d'occhio drammatico, è un colpo d'occhio che dà il senso di quanto è accaduto, quello che ci ha detto anche il glaciologo bellunese Jacopo Gabrieli, che sia ieri che questa mattina ha fatto dei sopralluoghi nella zona. Jacopo Gabrieli è molto conosciuto in provincia di Belluno per la sua grande esperienza maturata anche in sede universitaria con i gruppi che stanno studiando il ghiacciaio della Marmolada, che, come abbiamo detto, è il punto di riferimento per lo studio dell'evoluzione dei cambiamenti, del cambiamento climatico, non solo a livello nazionale ma a livello mondiale, perché questo ghiacciaio è un ghiacciaio che è il simbolo non solo di una provincia, di una regione e di una nazione. La regina delle Dolomiti è conosciuta in tutto il mondo, ma questo ghiacciaio è un ghiacciaio conosciutissimo, ed è un ghiacciaio che è sempre stato studiato dagli esperti. Questo ghiacciaio ieri ha in questo ghiacciaio si è aperta una ferita. Tecnicamente, lo avete detto, lo hanno detto, si è staccato un seracco. Un seracco è una porzione di ghiacciaio sotto
questo seracco liquido, acqua. L'acqua ha evidentemente scavato fino a rendere instabile questa enorme massa che ad un certo punto improvvisamente si è staccata. Come ci diceva il glaciologo, questi eventi si verificano di continuo, non sono legati alla stagionalità. E quindi l'evento che è accaduto ieri sicuramente sarà stato agevolato dall'innalzamento delle temperature, che in questi ultimi mesi sono state temperature troppo elevate per la montagna, sono state troppo elevate per la montagna che ha patito anche al termine di un inverno che è stato molto avaro di nevicate. Lo sappiamo tutti, è nevicato pochissimo, i risultati si stanno vedendo in questo momento con i problemi legati alla siccità. È nevicato molto poco e è piovuto anche molto poco, quindi i bacini, i corsi d'acqua sono ormai ridotti a rigagnoli e si mantengono diciamo ad un livello pressoché ottimale, soprattutto per fare fronte alla stagione turistica. I bacini bellunesi, lo ricordiamo che di recente il bacino del lago del Mis è stato come dire insignito del bacino più pulito, più bello dell'arco alpino, eppure anche il bacino del lago del Mis negli anni passati ha patito per i prelievi idrici che servono per irrigare i campi nella pianura. Ma tornando a noi, tornando a questa disgrazia che per l'appunto è legata anche al cambiamento climatico, poco distante da qui, da dove ci troviamo, alla caserma dei Vigili del Fuoco, in linea d'aria saranno un paio di chilometri, c'è il palazzetto del ghiaccio dove è stata creata la camera ardente, dove sono state posizionate le bare che contengono i primi corpi che sono stati riconosciuti dai familiari in questo tragico momento durante il quale le persone, i familiari sono chiamati a svolgere, credo, uno dei compiti più brutali che la vita ci possa offrire. Ecco, un momento sicuramente di grande disperazione, e per confortare i familiari delle persone, delle vittime, ma anche di chi non ha fatto ritorno a casa, ebbene per loro è stato istituito un centro di supporto psicologico con gli psicologi che sicuramente trovano le parole adatte per lenire questi momenti tristissimi di sofferenza che è conseguenza di una giornata di festa come quella di ieri, come la domenica che si è trascorso in montagna, in spensieratezza, una giornata bellissima con temperature eccezionali, ancora una volta elevate. Lo abbiamo detto più e più volte, pensate che ai 3.000 metri della Marmolada, ieri agli oltre 3.000 metri della Marmolada di Punta Rocca si erano registrati più di 10 gradi, la gente stava in maglietta, in t-shirt con le maniche corte, estesa al sole, un sole che scottava. Ieri i sentieri, rifugi completamente esauriti da una folla di turisti che ha cercato refrigerio in montagna, scappando dalle città di pianura soffocate dall'afa. Ecco, ieri pensate che si è fatto un numero, pensate che ieri in Marmolada
sono arrivate un qualcosa come circa 300 persone. Pensate che cosa deve essere stato il richiamo della regina, che attorno a mezzogiorno, poco dopo mezzogiorno, invece ha lanciato un segnale, probabilmente un grido d'aiuto che la politica, le politiche non solo nazionali, europee, mondiali dovranno osservare, dovranno prendere in seria considerazione, perché oggi è il momento del lutto, però è anche il momento della riflessione, è un lutto che spinge alla riflessione, ad attuare finalmente quelle politiche per il contenimento dell'inquinamento. Allora io sto sentendo in questo momento, se Stefano si gira, stanno facendo delle prove microfono, e quindi io credo, visto e considerato che in questo momento vi possiamo far vedere, c'è come dire, lo spiegamento di ecco, si stanno spostando anche i mezzi, resta collegata, e lì Tiziana. si stanno posizionando. Resta collegata, sì. Tiziana, resta pure in linea, solo per... Ecco, volevo perfetto, solo... si stanno posizionando. Sì. Vai. Si stanno posizionando, vi dicevo, gli uomini delle forze dell'ordine che chiaramente probabilmente ci stanno restituendo il segnale che molto probabilmente il Presidente del Consiglio dei Ministri Mario Draghi è in arrivo qui al centro di coordinamento della caserma dei Vigili del Fuoco di Canazei, e quindi questo è il momento che probabilmente stavamo aspettando, aspettavamo il Presidente del Consiglio Draghi con il capo del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile Fabrizio Curcio a mezzogiorno, ma come avete ben potuto vedere nei nostri collegamenti, è scoppiato il temporale, il tempo, le condizioni meteorologiche si sono modificate in un batter d'ali, e questa circostanza ha come dire, interrotto il trasferimento in elicottero del Presidente Draghi, che era arrivato a Verona in mattinata e che era in volo verso Trento. Poco distante, dietro la caserma, c'è la piazzola di atterraggio dove hanno fatto la spola non solo gli elicotteri del soccorso alpino, ma per l'appunto quelli dei vigili del fuoco e quelli dei servizi privati che ieri hanno sorvolato la zona della tragedia. C'è stato un dispiegamento per davvero anche di mezzi aerei, di unità cinofile, di personale da terra, di droni, con i droni che riescono a carpire segnali di vita attraverso il calore che emana il terreno. Così si è lavorato ieri, e così si continuerà a lavorare in questi giorni, fin tanto che i detriti restituiranno i corpi di chi non è più tornato a casa e di cui si ha certezza fosse in cordata assieme alle guide alpine lungo la via normale per raggiungere dal Pian dei Fiacconi Punta Penia, che è la vetta della Marmolada. La situazione qui è una situazione ti interrompo un secondo, Tiziana. Ti interrompo un secondo, ma resta in linea, perché magari vediamo se è proprio addirittura d'arrivo. Poi volevo chiederti un'altra cosa, solo per dirti che lo dicevi prima, insomma, bisognerà adesso accertare cosa è successo. Ci si chiede ovviamente l'evento straordinario, cosa si poteva evitare, se si poteva evitare. Chiaramente in questo è il momento delle domande. C'è una presa di posizione forte già di ieri di Europa Verde, che dice una massima di 16,8 gradi e una minima di 8,1 gradi. Sono queste le temperature che hanno portato al drammatico crollo del ghiacciaio della Marmolada. L'ennesima, dice Europa Verde, tragedia annunciata. È intollerabile che di fronte al cambiamento climatico ci sia una immorale, dice Europa Verde, inazione del governo nella lotta al cambiamento
cambiamento climatico. Un governo che ha istituito un Ministero della Transizione ecologica senza però riuscire a varare neanche l'atto più urgente per affrontare il riscaldamento globale, un piano di adattamento ai cambiamenti climatici. Questa è la presa di posizione dell'Europa Verde, solo per anche introdurre quello che è il sondaggio che poi mostreremo anche nel corso dei nostri telegiornali e che poi sarà ovviamente protagonista anche a Ring questa sera dalle 21:15 con il vice direttore Ferdinando Avarino, e sarà ovviamente una puntata dedicata alla tragedia della Marmolada, e avremo anche l'esito del sondaggio. Facciamolo vedere in questo momento, è un titolo forte ma che rende l'idea di quello che ci si chiede adesso, cioè: Marmolada, colpa dell'uomo? Se per voi sì, 0422 162 6691, no invece 0422 162 6690. Le telefonate sono gratuite come sempre, non preoccupatevi se sentite il numero di telefono occupato, il sistema registra una delle due opzioni a seconda che scegliate il primo numero di telefono o il secondo. Insomma, Marmolada, colpa dell'uomo, vi chiediamo questo, insomma, qual è la vostra opinione. Torniamo a Canazei. Dicevi tu, Tiziana, le ricerche, i droni, le ricerche, lo diceva prima il tuo ospite, credo che fosse Milan, del soccorso alpino, per adesso sono interrotte e riprenderanno, vero? Io credo che potrebbero riprendere anche tra poco, nel senso che dopo questo briefing con il Presidente, dopo l'arrivo del Presidente Mario Draghi, credo che le condizioni meteo si siano predisposte verso il sereno. Ancora una volta chiedo a Stefano di raggiungervi perché vi faccio vedere che lo squarcio di sereno è diventato molto più ampio. Questo significa che si può ricominciare non solo a volare ma anche a muovere i droni e a tornare al campo base, che è il campo base sistemato sopra, dietro praticamente il lago Fedaia, verso la fine, dove c'è il ponte praticamente al confine fra le province di Belluno e di Trento. Ecco, lì c'è il campo base, dove c'è un campo base, un centro di coordinamento mobile dei soccorsi a cui fanno riferimento tutte le forze dell'ordine, tutte le forze di soccorritori in campo, cioè soccorso alpino, guardia di finanza, carabinieri, i carabinieri forestali e poi insomma un numero indefinito di vigili del fuoco, di esperti della montagna. Avete visto il geologo che parlava, il glaciologo, chiedo scusa, che parlava poco fa con noi, fa questo di mestiere, questa è la sua professione, e però sta entrando all'interno del soccorso alpino, che ha proprio nei suoi gruppi davvero un'infinità di specialità, e sono le specialità che servono in qualsiasi operazione di soccorso in ambiente ostile, in ambiente impervio, e quindi dalle forre alla montagna, dai corsi d'acqua sino ai luoghi più impensati. Insomma, è un corpo di altissima specialità, e gli nuovi ingressi sono sempre ben accolti, ben accetti, perché vuol dire che è un corpo sì di volontari, ma di volontari con livelli di specializzazione davvero elevata. Alex Barattin poco fa lo abbiamo incontrato, che è il capo delegazione del soccorso alpino bellunese, che so aver parlato con voi proprio nell'immediatezza della tragedia ieri pomeriggio. Come vi dicevo, i volti di questi soccorritori sono volti che esprimono grande sofferenza, perché una tragedia del genere era difficilmente immaginabile, certamente non di queste proporzioni. Sono proporzioni impensabili. Quante volte anche durante l'inverno vi abbiamo parlato di valanghe che si sono staccate anche in prossimità delle piste da sci, e non sono stati distacchi naturali, non provocati magari da alpinisti
da sci alpinisti che praticano lo sci fuori pista. Quante volte ve l'abbiamo raccontato e quante volte si è temuto che le valanghe che arrivano proprio a ridosso delle piste potessero avere coinvolto degli sciatori. Sto sentendo delle sirene in questo momento e credo che queste sirene possano rappresentare probabilmente il segnale di un arrivo, perché vedo che c'è un po' di movimento. Comunque concludo il discorso. Quante volte abbiamo quante volte abbiamo temuto che queste valanghe avessero coinvolto, travolto sciatori in pista, eppure nella stragrande maggioranza delle volte fortunatamente le verifiche, i controlli hanno dato esito negativo. Così si immaginava anche ieri in primissima battuta e si erano usate, come dire, delle frasi di circostanza. Stiamo cercando di verificare, cerchiamo di capire se per caso lì in quel momento c'erano delle persone. Nessuno poteva immaginare una tragedia di simili proporzioni. Questo il dramma che stringe il cuore di tutti, che ci fa piegare il capo. Ho visto occhi anche lucidi di persone che stanno raccontando, di persone che sono lì al Passo Fedaia, che stanno raccontando come si stanno vivendo questi momenti. Questa notte il luogo della tragedia è stato illuminato a giorno con delle cellule fotoelettriche che hanno dato la possibilità di lavorare ancora una volta con i droni anche in notturna, nonostante il personale non fosse fisicamente sul luogo della frana, ma chiuso all'interno del centro di coordinamento a monitorare attraverso questi sistemi computerizzati che sono di qualità e di livello eccelso. Ecco, si potesse carpire, percepire anche un minimo segnale di vita. La bellissima notizia l'hai data tu in diretta, Nicola, quando si è saputo che quel bambino di 9 anni che si pensava potesse essere incordato assieme ad un gruppo di adulti è invece stato ritrovato sano e salvo ed era a casa, e si è temuto per più di 24 ore per la sua incolumità. Le vittime, abbiamo parlato di italiani e stranieri, perché la Marmolada, la montagna in generale, la montagna bellunese e trentina è frequentata ogni anno dagli appassionati, da turisti italiani, turisti stranieri e austriaci, però sappiamo che si è mosso anche il consolato della Romania, perché pare ci sia notizia, sì, non so se confermata, di scomparse, di persone scomparse, turisti scomparsi, sì, di nazionalità romena. 15, ecco, questo ancora non ci è dato a sapere. Tra i 15 dispersi ci risultano anche cittadini romeni, c'è un austriaco, 4 della Repubblica Ceca e gli 11 restanti sono italiani. Intanto ti leggo un'ANSA invece che riguarda, in realtà è una notizia, teniamo pure le immagini su Tiziana, è una notizia che ci ha dato in diretta un'ora fa circa il sindaco di Rocca Pietro, Andrea De Bernardin, e cioè che Marmolada SRL ha chiuso i propri impianti di risalita con 3 funivie concatenate che con 3 funivie concatenate portano da Malga a Ciapela, prima in zona Banca e poi sul Seraute e quindi a Punta Rocca. Siamo sconvolti e sconcertati, scrive la società. Quanto successo va al di là di ogni immaginazione, sono ore tragiche per la nostra montagna, proviamo dolore per chi non c'è più e angoscia per le persone ancora disperse. Siamo davanti a un evento abnorme. Questa frase è molto forte, la natura ci ha sopraffatto. In 55 anni di attività mai abbiamo visto una cosa del genere. Anche per questo la funivia Marmolada ha chiuso l'accesso al pubblico. Marmolada SRL, sottolinea, è a disposizione con i suoi impianti e i suoi spazi per supportare logisticamente le operazioni di soccorso e di recupero della zona interessata dal crollo. Siamo accanto ai soccorritori, ai parenti e ai congiunti delle persone rimaste coinvolte. Queste le parole di Marmolada SRL. La natura ci ha sopraffatto, così hanno detto.
Eh già, è proprio così. La natura, contro la natura nulla si può fare, questo accade ovunque, ce lo ha ben insegnato anche la tempesta Vaia, quello è stato un evento, un episodio che ha insegnato come ci si deve comportare, e infatti da quel momento oggi ad ogni avviso, ad ogni allerta meteo che poi puntualmente si verifica con l'intensità che è programmata, le persone non sono più superficiali, ecco, nell'affrontare avvisi e allerte di questo genere. Devo anche sottolinearvi che dopo Vaia è stato un po' il punto di svolta, perché da quel momento i temporali non sono più stati temporali come eravamo abituati a vedere, ad assistere, a subire, ma sono diventate delle vere e proprie tempeste tropicali. Ogni volta, ad ogni temporale è accompagnato da vento fortissimo, da trombe d'aria, anche in montagna, trombe d'aria che una volta erano davvero eventi pressoché rari. Da quella volta invece le trombe d'aria sono diventate degli eventi che si ripetono con una frequenza davvero impressionante. Pochissimi giorni fa in città, nel capoluogo a Belluno, si sono misurati quasi 15 centimetri di grandine a seguito di un temporale, molti alberi abbattuti, e di fatto il clima, quello dicevo, no, Vaia è stato un po' il punto di svolta, il giro di boa delle condizioni climatiche che anche in provincia di Belluno segnano episodi e registrano episodi ed eventi che mai prima avevamo visto. Sentivo la nota degli ambientalisti poco fa. Gli ambientalisti sono molto attivi tra la provincia di Belluno, la provincia di Trento e la provincia di Bolzano. Non solo gli ambientalisti di Mountain Wilderness, ma ci sono gli ambientalisti del CAI stesso, di Europa Unita, e sono persone che attraverso le loro marce, attraverso i loro campanelli d'allarme, attraverso i loro comunicati, attraverso il supporto anche di studi che vengono eseguiti da professionisti, da esperti del settore, stanno raccontando di una montagna che è è diventata l'emblema della fragilità. Lo ricordavamo quando nel 2009 l'UNESCO diede alle Dolomiti che ci circondano in questo momento il riconoscimento inserì le Dolomiti per la prima volta come bene immateriale all'interno del suo elenco di patrimonio dell'umanità. Bene, quel riconoscimento che viene monitorato ogni biennio dagli esperti, dai tecnici di UNESCO. Ebbene, già quel riconoscimento segnalò comunque che la montagna è una montagna fragile, è una montagna che di tanto in tanto mostra i suoi segni di cedimento, per cui piccole o grandi frane che si verificano a seconda del mutare delle condizioni del tempo, sia in primavera che in estate, quando piove molto. Ecco, la montagna è destinata a crollare. Nel 2009 così segnalavano gli esperti, gli studiosi, i geologi della roccia, che è una roccia dolomitica, e quando uno utilizza l'aggettivo dolomitico lo utilizza per segnalare, per indicare qualcosa che non si può scalfire, e invece le rocce dolomitiche sono
rocce che possono essere scalfite, che il tempo sta rendendo sempre più delicati. È un paesaggio che dobbiamo tutelare, che tutti noi siamo chiamati a tutelare, facendo del nostro meglio. In fondo aspettiamo, tutti aspettano delle politiche per il contenimento dell'inquinamento, però è anche vero che le politiche possono partire dal singolo, da ognuno di noi, e quindi diciamo che è un impegno che dovrebbe essere un impegno globale, è un impegno che viene rilanciato dai giovani quando manifestano in piazza, è un impegno che deve essere raccolto dai grandi potenti della terra e che poi deve essere tradotto in politiche scusate, di contenimento energetico, di contenimento dell'inquinamento. Questo è il nodo cruciale di ciò che tutti siamo tenuti a fare, siamo tutti cittadini di questo mondo e dobbiamo fare di tutto per preservarlo dai disastri che sono dietro l'angolo e che possono accadere, perché certamente non è evidentemente la causa principale, ma certamente così come i ghiacciai si sciolgono, così come al polo nord, al circolo polare artico si vedono gli iceberg ogni tanto, no, che si muovono, che si staccano e che cominciano a prendere la via, no, del largo. Ecco, anche i ghiacciai si sciolgono e ad un certo punto, se sono ghiacciai storici, millenari, possono staccarsi, come è accaduto ieri sulla Marmolada. Questo seracco è un ghiaccio compatto che si è compattato con la neve caduta negli anni, nei secoli. La neve si è compattata, è divenuta, con le temperature basse, è divenuta ghiaccio, si è compattata assieme alle rocce, eppure le temperature, il cambiamento climatico, le mutazioni hanno fatto in modo che sotto questa enorme coltre si siano formati dei corsi d'acqua e che questi corsi d'acqua si siano scavate un letto al punto da rendere sottile, no? Quello strato che lega la massa. Ieri quella massa per uno sviluppo di oltre 300 metri si è staccata all'improvviso ed è precipitata a valle, è precipitata travolgendo le cordate di alpinisti che stavano risalendo la montagna sino a Punta Penia. I video che abbiamo visto sin da ieri, i primissimi video, quelli amatoriali e poi quelli registrati durante un volo dell'elicottero del soccorso alpino, sono video davvero impressionanti che ben fanno capire l'entità della tragedia, che si può vedere con grandissima sofferenza all'altezza del Passo Fedaia e poi a scendere sul versante trentino, quando dalla vetta del passo la strada comincia a scendere e arriva sino a Canazei, ma ecco, all'incirca 1 chilometro dopo il passo di Fedaia c'è un punto, e sicuramente con Stefano cercheremo di raggiungerlo al termine di questo incontro, di questa conferenza stampa con il Premier Draghi. Quando risaliremo vi faremo vedere, c'è un punto esatto all'altezza di una curva che ci mostra in tutta la sua straordinarietà il cratere che è rimasto attivo e che si vede perché ha un colore completamente differente sul versante della Marmolada, del ghiacciaio della Marmolada.
il movimento di cui vi parlavo poc'anzi, adesso io provo a spostarmi un'altra volta e vediamo, scusate, provo a vedere se per caso ci sono, le autorità si sono spostate solo per capire se questo arrivo è previsto ancora in elicottero oppure in automobile, perché ecco, le persone, le autorità che erano qui adesso non ci sono più nuovamente, e allora mi risposto un'altra volta per cercare di vedere, di capire se attorno alla piazzola di atterraggio dell'elicottero c'è del movimento, ma io francamente non sto notando nessuno, se non il delegato del soccorso alpino bellunese Barattin. No, sta raggiungendo un soccorritore assieme al personale dei vigili del fuoco, quindi in questo momento non so darvi indicazioni, non sappiamo allora, se solo, il Tiziana, Presidente del Consiglio... L'ANSA dice che Draghi è arrivato a Canazei, quindi credo che sia ormai addirittura d'arrivo, ecco, allora, in auto. Allora guarda, allora guarda, facciamo così, se tu sei d'accordo, io vado a riposizionare il microfono sul bancone che è stata predisposta allora per la conferenza stampa. Sì, però teniamo l'immagine. E ti lascio la linea. Esatto, teniamo l'immagine qui così vediamo l'arrivo di Draghi, quindi così lo commento io nel frattempo. Perfetto. In modo che puoi posizionarti per poi avere il microfono sul tavolo dove ci sarà la conferenza stampa, credo ormai a minuti. Nel frattempo, monitorando, chiedo alla regia con le immagini di Stefano Bozzi l'arrivo di Draghi, facciamo sentire il sindaco di Roccapietro, Andrea De Bernardin, che si era appunto collegato con noi più o meno un'ora e mezza fa. C'era in quel momento anche il sindaco di Treviso Mario Conte, scusate, nonché presidente ANCI Veneto, e si parlava proprio anche delle le domande sulla responsabilità. Il sondaggio di questa sera è Marmolada, colpa dell'uomo. Chiaramente bisognerà capire cosa è successo e se ci sono responsabilità, ma De Bernardin dice chiaramente adesso non inizi la caccia al capo espiatorio, e cioè ai sindaci. Allora sentiamo De Bernardin e Conte, poi restiamo collegati con Canazei. L'ordinanza è stata emessa, è una contingibile urgente molto simile a quella di Canazei, perché ieri col vice sindaco di Canazei ci siamo sentiti. Io sono sceso a Canazei ieri assieme al mio vice sindaco e ad Alex Barattin, che è il capo del soccorso alpino bellunese. Sono stato un'oretta, ho salutato anche il presidente Fugatti. Indubbiamente c'è una grande tristezza anche fra la mia gente, perché Roccapietore ha già dei luoghi turistici bloccati dopo Vaia. Questa è una ennesima tragedia che colpisce anche noi in maniera forte, perché anche se territorialmente in questo caso è comune di Canazei, ma diciamo che la Marmolada è montagna di tutte e due, quindi la sentiamo proprio forte, ed è una cosa inimmaginabile che è successa. Dico semplicemente che quelle stesse persone che stanno dicendo questa cosa pochi giorni prima invitavano via Facebook ad andare in cima alla Marmolada a guardare l'alba, quindi se ci riferiamo al gestore della capanna Punta Penia, trovo sgradevole proprio le sue dichiarazioni, sgradevoli e inopportune. C'è un'inchiesta della Procura per disastro colposo, ovviamente non ci sono indagati, ma servirà per accertare un po' quello che è successo. Secondo lei da questa inchiesta cosa potrebbe emergere? Ma l'importante è che non si cerchi il capro espiatorio sempre nella persona del sindaco, perché poi alla fine spesso abbiamo visto questa cosa succedere, perché se decidiamo che le Dolomiti vanno chiuse e non ci si può più andare nessuno ed evacuiamo anche gli abitanti che ci abitano
che ci abitano dentro, allora è un'operazione che va fatta a livelli superiori. Se decidiamo che le Dolomiti sono ancora fruibili e i villaggi ancora abitati, io credo che tutto possa succedere, perché le montagne si sa che vengono giù, purtroppo le montagne vengono giù. Gli Appennini sono più bassi delle Alpi semplicemente perché sono già venuti giù, le Alpi sono più recenti e quindi devono ancora venire giù. Allora non vorrei che in tutto questo in tutti questi eventi naturali che succedono, perché ieri era, ripeto, imprevedibile, non si dia la colpa al solito capro espiatorio, perché allora davvero alzo le mani e mi trovo davvero sconcertato. La prima telefonata che ho fatto ieri è stata proprio a lui, nel senso che questa è la fase dove bisogna ricercare le persone disperse, stringersi attorno al dolore delle persone che non ci sono più e non lasciarsi andare nel giudicare, nel condannare o puntare il dito contro qualcuno. Questa è una tragedia naturale. Pensate che riguardavo le foto 3 anni fa, al 7 luglio, io mi trovavo esattamente in quel ghiacciaio. Sono partito bevendo un caffè proprio da Bernardin e sono andato su fino a Punta Penia, quindi esattamente 3 anni fa, lo stesso periodo, e quindi voglio dire, io in questo momento sono d'accordo con quanto dice il sindaco, cioè non cerchiamo il capro espiatorio e soprattutto non cerchiamolo nei poveri sindaci che si sentono responsabili ormai davvero di tutto, dalla valanga in cima alla Marmolada al dito di un bambino schiacciato in una porta antipanico. Adesso cerchiamo di mantenere un attimo la calma. Ovviamente la tragedia è ancora fresca, il dolore è ancora grande, oggi dobbiamo stringerci tutti attorno al dolore delle famiglie e stringerci a tutti attorno a quegli operatori e al soccorso alpino che sta facendo un lavoro straordinario di ricerca delle persone disperse. Allora così un'ora fa circa Mario Conte e il sindaco De Bernardin. Nel frattempo si stanno posizionando, vedete nelle immagini ormai tutti i giornalisti pronti per la conferenza stampa del Premier Draghi. Il tavolo è quello, i microfoni sono posizionati, quindi sta davvero per arrivare il Premier Draghi. Sarà con il governatore Luca Zaia, con il capo della Protezione Civile Nazionale Fabrizio Curcio e anche il presidente della provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti, e quindi ci sarà l'aggiornamento che per ora e vedremo se si cambieranno le cifre con le parole che verranno dette. Per ora, ricordiamo, è un bilancio di 7 vittime, di 8 feriti e di 15 dispersi, con purtroppo abbiamo raccontato proprio in diretta l'ufficialità della morte di Filippo Bari, il 27enne di Malo, e a Cittadella, tra Cittadella e Tezze sul Brenta, ormai si piange la scomparsa di Davide Miotti e di Erika Campagnolo. Abbiamo sentito prima in collegamento la nostra Vanessa Banzato, prima a Cittadella e poi a Tezze sul Brenta, dove aveva il suo negozio ed era conosciutissimo proprio Davide Miotti. Amici e parenti attendono solo alla ufficialità, ma da stamane a Cittadella è finita anche la speranza di poter veder tornare dalla Marmolada Davide Miotti, il 51enne che sarebbe tra le 7 vittime riconosciute, e la moglie Erika Campagnolo, che era incordata con lui e che risulta invece tra i dispersi. I dispersi, lo ricordo, sono scesi da 19 a 15 perché 4 sono stati fortunatamente ritrovati sani e salvi. Di Davide Miotti e di Erika non è arrivata più notizia da quando sono saliti in Marmolada. Erano nati e cresciuti nella città murata di Cittadella prima di trasferirsi appunto a Tezze sul Brenta. Ecco le foto di Davide Miotti e poi vedremo anche quello di Erika. Ricordo Davide come un ragazzo in gamba, un esperto di alpinismo, aveva fatto della sua passione un lavoro, ha detto il sindaco di Cittadella Luca Pirobon, peraltro amico d'infanzia sia di Davide che di Erika. Erano nati e cresciuti a Cittadella, siamo quasi coetanei, abbiamo passato molte serate insieme da ragazzi, più di 20 anni fa
avevano aperto questo negozio super specializzato per arrampicate ed escursioni in montagna. La nostra Vanessa Bandato ci ha poi raccontato anche del lutto del sindaco di Tezze sul Brenta. Dunque è il momento, per chi ha almeno la certezza di avere un riscontro del lutto, così come a Malo è arrivata la certezza della morte di Filippo Bari, il 27enne, papà anche di un bimbo, che ha scattato quel selfie sorridente, felice, davvero poco prima, nello stesso punto poco prima che avvenisse la tragedia. Questa foto per contrasto ovviamente con il dramma e quella enorme discesa della torre di ghiaccio a 300 km all'ora per 500 metri, ecco, queste sono le due immagini, simbolo purtroppo della tragedia che si è consumata ieri a partire dalle 13:15. Vi stiamo chiedendo peraltro con il sondaggio colpa dell'uomo? Ed è il sondaggio di questa sera che abbiamo lanciato e che continuerà anche nei prossimi, telegiornali, nei prossimi appuntamenti, continuerà anche poi a Ring questa sera dalle 21:15, ve lo ricordo, ovviamente la tragedia della Marmolada, l'inferno di ghiaccio in primo piano per discutere appunto con tutti gli aggiornamenti, quello che è accaduto, quello che accadrà successivamente anche evidentemente a livello giudiziario, visto che c'è una indagine della procura per disastro colposo. Ebbene, è colpa dell'uomo? Se per voi sì, alla fine è colpa dell'uomo perché non si è capito il pericolo dei cambiamenti climatici in tempo, 0422 162 6691, oppure no, è un evento, come dicono molti, straordinario, un evento che poteva capitare dovunque e in qualunque momento. 0422 162 6690, se per voi non è colpa dell'uomo ma è la natura, come ha detto Marmolada, il direttore di Marmolada SRL della funivia, è la natura che ci ha sopraffatto, e queste persone travolte da questa massa a 300 km all'ora che ha fatto scempio purtroppo dei corpi, e da qui anche la difficoltà di identificarli. Queste persone, per chi ritiene che non sia colpa dell'uomo, ecco, sentiamo anche il rumore di questa tragedia, si sono trovati nel momento sbagliato, nel punto sbagliato. È così, poteva succedere a chiunque, poteva succedere in qualunque momento. Ecco, sono le grandi domande che si fanno adesso e che continueranno a essere fatte. Nel frattempo però bisogna cercare di avere una certezza almeno sulle vittime, sulle persone che non sono tornate a casa, e forse, credo, dalla conferenza stampa del Premier e delle altre autorità che saranno presenti riusciremo ad avere qualche dettaglio in più. Le ricerche, diceva Tiziana, probabilmente riprenderanno a breve perché il tempo è migliorato. Il tempo, ci si è messo anche il meteo, ovviamente con la pioggia e dei temporali, ha impedito di proseguire le ricerche anche con i droni, ma soprattutto con i soccorritori in una zona che è fortemente a rischio di nuovi crolli, e quindi bisogna preservare anche la sicurezza dei soccorritori, ma c'è la necessità di trovarli tutti per quanto possibile, e per quanto trovarli significherà molto probabilmente accertare nuove vittime, perché i soccorritori stessi dicono difficilmente li troveremo vivi, e quindi c'è una grossa possibilità che quelle 7 vittime diventino molte di più. Però la speranza di queste ore, le poche buone notizie di queste ore ci fanno sperare che magari di quei dispersi il numero possa calare ancora, perché se ne trovano di vivi. È successo con 4 persone ritrovate sane e salve, è successo con il bimbo di 9 anni che sembrava inizialmente tra i dispersi, invece era tornato a casa sano e salvo, era a casa sano e salvo. Quindi c'è anche questo fronte di speranza che il bilancio possa, per quanto drammatico, tragico, inimmaginabile, possa fermarsi, speriamo, a quelle 7 vittime. Davvero stiamo in attesa ancora dell'arrivo di Mario Draghi, un arrivo che era previsto, lo ricordo, alle 12 questa mattina. Le prime notizie davano l'arrivo di Mario Draghi, che era previsto arrivasse con l'elicottero da Verona poi a Trento e a Canazei, dove era appunto predisposta, ce l'aveva raccontato Tiziana Bolognani, proprio l'area per l'atterraggio, ma il maltempo
ha impedito che arrivasse in auto, quindi in elicottero, quindi è giunto in auto e i tempi si sono evidentemente allungati. Vediamo se ci sono altri aggiornamenti, perché è chiaro, le cifre hanno ballato purtroppo a lungo in queste ore e cerchiamo di darvi la certezza assoluta di quello che diciamo. Alcune testate giornalistiche parlano di 8 vittime e non più 7, però manca un'ufficialità, e quindi quando avremo un'ufficialità di questo aggiorneremo anche quello delle vittime, che potrebbero anche essere diventate 8, ma purtroppo non ci sorprenderebbe, l'abbiamo detto, perché è inevitabile che il numero delle vittime si alzi ulteriormente. Dicevamo prima 300 km all'ora, una discesa per 500 metri e una carneficina, così l'hanno chiamata gli inquirenti, ancora sotto shock anche i soccorritori esperti che hanno potuto prestare appunto i primi soccorsi e indirizzare le prime ricerche. Anche per loro è stata una giornata terribile quella di ieri, e continua ad esserlo, perché ci sono ovviamente ci sono corpi da cercare, ci sono anche quelle auto a passo fedaia parcheggiate ancora senza un riscontro, ed è l'altro grande giallo, l'altro grande dubbio di queste ore, per chiudere il cerchio almeno delle persone che potrebbero essere state presenti poco dopo le 13:15, quando il blocco enorme di ghiaccio è caduto. C'è in questo momento un aggiornamento, e cioè che dovrebbe essere davvero arrivato o sta per arrivare al momento Draghi, che in questo momento, dice l'ANSA, sta avendo un vertice tecnico sul disastro della Marmolada con Fabrizio Curcio, e dunque, finito questa riunione tecnica, che quindi probabilmente, dice l'ANSA, è già iniziata, fatto questo aggiornamento tecnico, un vertice tecnico sul disastro della Marmolada con Draghi, il capo della Protezione Civile Curcio, il presidente della provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti, il presidente Luca Zaia, il presidente della provincia autonoma di Bolzano Arno Compaccer, il commissario del governo e prefetto di Trento Gianfranco Bernabei, il sindaco di Canazei e gli operatori impegnati in queste ricerche. E al termine di questo vertice tecnico, che sarebbe già in corso, Draghi sarà all'interno di quella sala dove dovrà appunto parlare, per rendere note quali sono le novità ed evidentemente anche le azioni del governo. Siamo davvero, io lo vedo, facciamolo anche vedere, siamo davvero addirittura d'arrivo. Stanno preparando tecnicamente il tavolo per l'arrivo delle autorità. Quindi questo vertice, dice l'ANSA, è già in corso, il vertice tecnico a porte chiuse, chiamiamolo così, dopodiché ci sarà la conferenza stampa, che noi seguiremo ovviamente in diretta. In attesa di questo, ma lasciamo quelle immagini perché ci raccontano davvero di una... Ecco, ci racconta Tiziana in questo momento un messaggio: il Presidente sta parlando con i familiari delle vittime, quindi fra 5-10 minuti inizia la conferenza stampa. Non so se possiamo sentire quello che sta dicendo quella persona. Ecco, io vedo, se la miopia non mi inganna, vedo già, mi vedi tu a me? vedo già l'assessore regionale Bottacin tra i presenti, dietro appunto al tavolo, e quindi siamo, credo, proprio addirittura d'arrivo. Il presidente Draghi sta parlando con i familiari delle vittime accertate, quelle 7 vittime accertate. Si parla di 8 vittime, ma non c'è un'ufficialità, e tra queste, lo ricordiamo, Filippo Bari, il 27enne di Malo, Davide Miotti di Cittadella e la moglie Erika Campagnaro.
potrebbero, per loro ci manca solo l'ufficialità, ma sono ormai a Cittadella attendono solo quello purtroppo, mentre di Filippo Bari c'è già l'ufficialità del riconoscimento della salma del 27enne Di Malo. Poi ci sono i feriti, i tanti feriti che sono ricoverati un po' a Treviso, un po' a Trento, un po' a Belluno. Ovviamente ci sono anche degli stranieri, tra i 15 dispersi ci sono 11 italiani, poi ci sono anche degli stranieri della Repubblica Ceca, della Francia, della Romania e dell'Austria. Ecco le autorità, carabinieri, guardia di finanza e tutte le vigili del fuoco, ovviamente tutte le autorità che stanno attendendo l'arrivo del Premier. Siamo davvero a pochissimi istanti dalla conferenza stampa. Cosa dirà Draghi? Dovrebbe dare un aggiornamento, soprattutto insieme a Curcio, proprio di questi dati per capire se davvero si sta peggiorando ulteriormente il numero delle vittime e quali saranno le azioni messe in campo per cercare di evitare nell'immediato che si possano verificare altre tragedie di questo tipo, come contingentare quella zona che è già interdetta, per quanto si deve fare una riflessione anche per altre zone con i ghiacciai, e non solo in Veneto. Tutte domande alle quali ovviamente bisognerà rispondere per capire gli effetti, che non saranno solo effetti ovviamente di cronaca di questa tragedia, ma evidentemente anche altri effetti che scopriremo nei prossimi giorni, evidentemente anche economici. Su questo c'è da dire ovviamente che ci sarà anche un effetto economico per la stagione, non è improbabile questo, ma è chiaro che in questo momento la salvaguardia della vita è primaria e viene prima di tutto e ci mancherebbe. Lo ha ricordato anche il direttore, il presidente, lo rileggo, di Marmolada SRL, degli impianti di risalita che con 3 funivie concatenate portano da Malga a Ciapela, prima in zona Banca, poi sul Serauta e poi a Punta Rocca. Il presidente della società dice: siamo sconcertati per quanto successo. Quanto successo va al di là di ogni immaginazione, sono ore tragiche per la nostra montagna, proviamo dolore per chi non c'è più e angoscia per le persone ancora disperse. Siamo davanti a un evento abnorme, la natura ci ha sopraffatto, in 55 anni di attività mai abbiamo visto una cosa del genere, anche per questo la funivia Marmolada ha chiuso l'accesso al pubblico e continua la società Marmolada SRL a disposizione con i suoi impianti e i suoi spazi per supportare logisticamente le operazioni di soccorso e di recupero nella zona interessata dal crollo. Siamo accanto ai soccorritori, ai parenti e ai congiunti delle persone rimaste coinvolte. Soccorritori che hanno lanciato in queste ore anche l'appello ai curiosi, purtroppo, che si sono avventurati in quelle zone di restare lontani, rischiano ovviamente e giustamente multe salatissime, ma rischiano la vita e rischiano anche la vita dei soccorritori che eventualmente sarebbero chiamati a doverli recuperare. Non è il momento, non è mai il momento di avvicinarsi a queste zone per testimoniare il turismo dell'orrore e quindi l'appello è questo: non avvicinatevi in quelle zone. Altro appello invece che si fa riguarda il numero, e lo rifacciamo rivedere, del soccorso alpino per mettere in contatto il soccorso alpino con le famiglie di chi ancora risulterebbe disperso. È più difficile ovviamente per gli stranieri. 0461 495 272, il numero telefonico per segnalare il mancato rientro di amici e familiari dalla zona della Marmolada. Vediamo se siamo in partenza con la conferenza stampa, ancora no, ma credo che siamo davvero addirittura d'arrivo, l'ho detto tante volte in questi minuti, ma credo che davvero ci siamo. Allora, vediamo se ci sono altri aggiornamenti per continuare questa nostra diretta. Eccolo qui. Un altro aggiornamento, qui siamo sul fronte, eccolo qui, abbiamo il Presidente Mario Draghi, andiamo in diretta.
Oggi sono qui a Canazei, perché non funziona. Oggi sono qui a Canazei per rendermi conto di persona di quel che è successo e vi assicuro è molto importante essere venuti. Abbiamo fatto un punto tecnico operativo con tutti coloro che hanno collaborato alle operazioni, ma soprattutto sono qui per esprimere la più sincera, la più affettuosa, la più accorata vicinanza alle famiglie delle vittime, dei dispersi, ai feriti e alle comunità che sono state colpite da questa tragedia. Voglio ringraziare tutti coloro che hanno lavorato in questo giorno e mezzo. Voglio ringraziare la Protezione Civile, i Vigili del Fuoco, il Soccorso Alpino, le autorità sanitarie, i volontari, ringraziarli tutti per la loro generosità, la loro professionalità, il loro coraggio, perché come sapete queste operazioni si sono svolte e si svolgono in una situazione di grande pericolo. Voglio anche ringraziare il Presidente della Regione Veneto Luca Zaia, i Presidenti delle Province Autonome di Trento e Bolzano, il Presidente Fugatti con cui ci siamo sentiti immediatamente ieri e il Presidente Compaccia. Ora, questo è un dramma che certamente ha dell'imprevedibilità, ma certamente dipende dal deterioramento dell'ambiente e della situazione climatica. Oggi l'Italia piange queste vittime e si stringe a loro, tutti gli italiani e le italiane si stringono a loro con affetto. Ma il governo deve riflettere su quanto è accaduto e deve prendere dei provvedimenti perché quanto è accaduto abbia una probabilità bassissima di succedere o possa addirittura essere evitato. Grazie. Io ringrazio il Presidente del Consiglio Mario Draghi per la presenza qui oggi a Canazei. È un grande segnale di vicinanza a Canazei, al Trentino, ma a tutti i territori colpiti da questa tragedia. Un grande segnale di umanità e un grande segnale di attaccamento al territorio. Oggi abbiamo anche incontrato poco fa i familiari delle persone colpite e il Presidente del Consiglio ha manifestato tutta la solidarietà e tutta l'umanità. Stamattina mi ha chiamato il Presidente della Repubblica manifestando la propria vicinanza ai familiari delle vittime e il proprio cordoglio. Ha anche dichiarato il ringraziamento a tutte le donne e gli uomini che da subito, di tutte le istituzioni, della provincia, dello Stato, i volontari, che da subito si sono adoperati per intervenire in una situazione difficile, con coraggio, per cercare di aiutare e per intervenire tempestivamente. Questo
è stato fatto e il Presidente della Repubblica mi ha incaricato di ringraziare tutte queste donne e questi uomini. Oltretutto, Presidente Kanazzei, non è la prima volta che viene colpito da un fatto di questo tipo, se è presente il sindaco, sono presenti le istituzioni locali, e quindi il senso di dolore è tanto ed è molto, molto profondo. In queste ore abbiamo ovviamente lavorato, stiamo lavorando per definire il numero delle persone coinvolte. Da parte nostra c'è stata una grande una volontà di essere il più possibile lineari e chiari, perché sapete che ci sono tante persone che stanno soffrendo, ci sono famiglie che stanno soffrendo, e quindi nel dare le notizie ci vuole la giusta ponderazione, come anche voi ovviamente avete fatto. Al termine di questa conferenza stampa, quando dovrà parlare il Presidente Zaia, il Presidente Compace, vi daremo i numeri di cui oggi al momento disponiamo. Grazie, buongiorno. Io voglio ringraziare il Presidente Draghi per essere qui oggi, per la vicinanza alla nostra comunità, e perché so e sappiamo tutti che non è stato facile arrivare qui. Siamo reduci dall'incontro con i familiari, che è stato un momento toccante, anche perché sono coloro che aspettano notizie da chi non è tornato a casa. Il Presidente Mattarella giustamente dice: ringraziate a nome mio, ho chiamato anche me, ringraziate a nome mio tutti coloro che stanno lavorando. Non è un teatro facile quello di questa tragedia. Ricordo solo a tutti voi che si è staccato un blocco di detriti e ghiaccio lungo 200 metri, largo 60 metri e spesso 30 metri. Un paio di campi da calcio spessi 30 metri. Le ricerche lo dobbiamo ai familiari, lo dobbiamo a chi è ancora lassù, continuano, e le porteremo avanti all'estremo, e tanto è vero che chi è addetto alle ricerche è già su dopo questo temporale. Dico che il Veneto sta pagando un pesante, cioè sta pagando veramente una situazione pesante. Noi abbiamo 3 vittime identificate, 7 dispersi o reclamati, persone che comunque delle quali non abbiamo notizia, ed è una situazione che assolutamente non pensavo mai, almeno io che ne ho viste di tragedie, di dover affrontare. Abbiamo partecipato alle ricerche, abbiamo mandato uomini, elicotteri, stiamo contribuendo alle cure, abbiamo 3 ricoverati in Veneto, 2 stranieri, un signore e una signora tedeschi, rispettivamente a Belluno e Feltre in terapia intensiva, e poi una persona ancora non identificata su Treviso, verosimilmente una persona sui 40 anni, in condizioni gravi nella nostra terapia intensiva. Io spero che i numeri si fermino qui. So che è una speranza che è difficile da confermare, però spero vivamente che i numeri si fermino qui. E non finirò mai di ringraziare i volontari, il soccorso alpino, la protezione civile, le forze di polizia, veramente tutti quelli che stanno lavorando in queste ore, perché lo scenario dove stanno lavorando è altamente pericoloso. Grazie. A tutti da parte mia c'è poco da aggiungere. Anch'io ringrazio ovviamente il Presidente del Consiglio per la sua presenza, la sua vicinanza ai nostri territori. Credo che bisogna ringraziare soprattutto i soccorritori, il soccorso alpino, sia delle due province di Trento e Bolzano, ma anche della Regione Veneto, ma anche tutta la protezione civile e la collaborazione che c'è stata anche da livelli regionali e nazionali in chiamato da loro linee. Adesso ovviamente la nostra vicinanza, il nostro pensiero vanno alle vittime, ai familiari, a tutti coloro che ancora sono lì nell'ansia, non sapendo, non avendo ancora notizie
sulle persone per cui non siamo avuto proprio informazioni. Ecco, siamo tutti qui, un appello non sento di farlo anche agli uomini di stampa e media, questo rispetto nei confronti anche delle famiglie che sono lì anche nel trattamento delle notizie che abbiamo, bisogna essere rispettosi. I numeri di questa tragedia dicono che al momento abbiamo 7 deceduti, di cui 3 identificati, abbiamo 8 feriti, di cui 2 in condizioni delicate, abbiamo 14 persone che definiamo reclamate, segnalate, cioè persone per cui i familiari si sono fatti vivi perché queste persone non sono rientrate a casa, non si hanno più notizie. Ovviamente la speranza è che nelle prossime ore di queste persone si possano avere le notizie. Di queste 14 persone 4 sono di origine straniera, 3 della Repubblica Ceca e un austriaco. Nella giornata di ieri abbiamo parlato anche delle auto che erano rimaste nei pressi dell'avvio del percorso. Oggi di queste auto ce ne sono ancora 4 di cui non abbiamo notizia, e sono tutte auto straniere, una tedesca, 2 della Repubblica Ceca e una ungherese. Questo è il percorso definito della situazione in questo momento. Grazie. Lascio la parola e ringrazio l'ingegner Curcio per la protezione civile. C'è stata da subito una forte collaborazione tra tutte le protezioni civili dei territori coinvolti, Trento, Bolzano, Veneto, e con la protezione civile. Grazie Presidente, no, solo sottolineare che molte volte il Paese viene giudicato sulla capacità di stare insieme. In questo momento si è avuto in queste 36 ore la risposta operativa migliore possibile. Le eccellenze del Paese, Trentino Alto Adige, quindi provincia di Trento, Bolzano, Veneto, ma tutto il sistema nazionale è arrivato. Non ho altro da aggiungere se non che noi non ci fermeremo qui, siamo disponibili come livello nazionale a tenere incontro a qualunque esigenza. L'unico appello che io faccio, l'ha già fatto il Presidente Compace, è quello di mantenere questo livello anche di comunicazione nel rispetto di chi sta operando in sicurezza e di chi sta sperando e aspettando. Grazie. Grazie. Buonasera. Allora, vediamo se si riesce ma non credo, a intercettare il Premier Mario Draghi o il Governatore Luca Zaia. Li hanno portati nell'altra sala, la sala dove si è svolto il vertice tecnico. Restiamo collegati lì, nel frattempo mi ha raggiunto per questa ultima parte della nostra prima edizione, che è diventata un'edizione straordinaria, il vice direttore Ferdinando Varino. Buongiorno Ferdinando. Buon pomeriggio, ben ritrovati, appunto, certo. Esatto, ormai è pomeriggio, anche perché noi siamo in edizione straordinaria proprio da ieri pomeriggio, quando abbiamo cercato di dare le prime informazioni. Poco, purtroppo dobbiamo dire, si è mosso da ieri pomeriggio, tra l'altro con queste forti difficoltà anche non solo nelle ricerche, con i rischi, ma anche per le condizioni meteo che portavano ulteriori rischi in quella zona. Diciamo che con non poche peripezie lo stesso Premier è riuscito a raggiungere la zona e abbiamo visto tutti visibilmente commossi. Mario Draghi con toni ben diversi rispetto anche al suo carattere in altre conferenze stampa, e anche Luca Zaia, l'hai notato? Luca Zaia con gli occhi lucidi, d'altronde venivano proprio dal colloquio con i familiari, che deve essere stato particolarmente toccante, perché sì, ci sono, diceva, persone che stanno cercando ancora di capire che fine hanno fatto i loro cari, con la speranza minima di trovarli vivi, ma almeno di poterli riconoscere. Allora, diciamo che tra le attese, poi vedo già Tiziana Bolognani, torneremo a collegarci con lei e Stefano Bozzi, però
che forse molti di noi, diciamo, questa presenza del Premier Draghi, il numero uno della protezione civile Curcio, era importante. Le telefonate del capo dello Stato Mattarella ovviamente ai governatori sono state un passaggio importante nel far sentire la propria vicinanza. Vediamo se Tiziana riesce a raggiungere ancora forse o la ripartenza di Draghi. Eccolo qua, ecco, e quindi le auto che stanno lasciando Canazei, però diciamo che forse tutti noi ci aspettavamo anche una decisione, non so se sei d'accordo Nicola, cioè un qualcosa che potesse arrivare di segnale, di importanza. Restiamo pure con queste immagini, Tony, e a Francesco Cerono lo dico in regia, perché sono interessanti ovviamente. Ma nessuna decisione è stata presa, almeno da quello che noi abbiamo capito anche nelle parole del Premier Draghi. È difficile prendere un provvedimento di questo tipo, però è la settimana che inizia con gli interventi sulla siccità, e quindi quel famoso piano di emergenza che ha annunciato giovedì sera lo stesso Premier Draghi, che l'Emilia Romagna ha già pronto, il Veneto, il Friuli Venezia Giulia, il Piemonte, quindi tutta una serie di interventi sul fronte della siccità in un paese che ha dei deficit strutturali, quindi gli interventi da fare. C'è Fugatti, giusto? Non so se riusciamo a sentirlo. Tiziana, riesci? Ecco, grazie. Tiziana si avvicina ulteriormente per farci sentire qualche altro passaggio. Un messaggio di cordoglio di questa mattina del Presidente della Repubblica verso i familiari e verso anche le tante donne e uomini che hanno lavorato e stanno lavorando per i soccorsi. Il Presidente Draghi ha messo l'accento sui cambiamenti climatici, sull'azione del governo. Le regioni cosa possono fare? Certamente questo è un dato oggettivo anche rispetto a quanto è accaduto, anche se quello che è accaduto è un fatto sicuramente straordinario. Ora è un tema che le regioni potranno sicuramente affrontare. Le ricerche, Presidente? Le ricerche nell'ambito della sicurezza per coloro che stanno operando, come avete visto fin da subito i soccorsi portati avanti dalla provincia di Trento, la provincia di Bolzano, la regione Veneto sono stati efficaci, puntuali e importanti. Le persone recuperate e anche quelle che ci sono negli ospedali è il frutto del lavoro di queste persone. Ora devono poter operare in sicurezza, è quello che stiamo facendo, ma comunque stiamo utilizzando tutte i moderni strumenti tecnologici per continuare questo percorso. Certo, perché parlavo per noi in primis, perché ci sono famiglie che stanno soffrendo e persone che stanno soffrendo, quindi occorre una giusta attenzione. Grazie. Ok, queste erano le parole dunque di Fugatti raccolte da Tiziana Bolognani. Stavi dicendo? Sì, no, dicevo che soprattutto vedi, sì, pronto, se mi sentite? Arriviamo Tiziana, l'ha ribadito adesso anche Fugatti stesso, cioè l'appello di Curcio, attenzione anche nel racconto e nel rispetto delle vittime, dei soccorritori impegnati in condizioni fortemente critiche, che forse molti di noi o siamo abituati, insomma ci immaginavamo un titolo altisonante nel momento in cui arriva il Premier Draghi. Credo che questa sia stata forse, nel rispetto di quello che è avvenuto, la soluzione migliore, quello di incontrare i parenti delle vittime. C'è Luca Zaia, Presidente del Veneto, vediamo se riusciamo a sentire anche lui. Tocca purtroppo gravemente questa tragedia. E in tutta sincerità io non me l'aspettavo. Tragedie non sono mai preannunciate, però così di questa entità mai. Il Presidente Draghi ha messo l'accento sul tema dei cambiamenti climatici. I cambiamenti climatici sono un'evidenza ormai, no? È da oltre 150 giorni che non piove nelle nostre pianure. Abbiamo un ghiacciaio che ha ridotto le sue dimensioni e ha oggi le dimensioni, oggi 4 luglio, ha le dimensioni che dovrebbe avere a settembre. È un ghiacciaio che ha avuto nei giorni scorsi temperature a Punta Rocca di 10 gradi centigradi, quindi non c'è stato uno zero termico. È un ghiacciaio in continuo movimento e abbiamo visto cosa è accaduto. Penso che il tema dei cambiamenti climatici pesi moltissimo, del resto
se si vanno a vedere le foto storiche di questo ghiacciaio, si vede anche palesemente la riduzione che ha avuto negli ultimi decenni. Crede che dovrà essere rivisto il modo di accedere al ghiacciaio? Ma guardate, per ora ci si va, penso che sia il minimo. So che anche il sindaco di Roccapietro, che abbiamo sentito questa mattina, ha firmato l'ordinanza, dopodiché le altre valutazioni dobbiamo far fare agli esperti, cioè è inutile che pensiamo di essere anche degli esperti di ghiacciai. Certo è che oggi noi abbiamo solo una preoccupazione: cercare di dare una risposta a queste famiglie, e la situazione non è facile, è molto complicata. Sì, io ho incontrato parenti delle vittime, anche parenti delle persone, come chiamiamo noi, reclamate, disperse, comunque persone delle quali non si hanno notizie. E come ripeto, il Veneto è toccato pesantemente perché abbiamo 3 decessi certificati, purtroppo, e in questo momento 7 persone disperse. Abbiamo 4 auto, ma sono straniere, al parcheggio ancora, e quella italiana che avevamo è di un veneto, è di uno dei 3 vicentini, è un'auto dell'azienda, e quindi abbiamo tribolato per trovare il proprietario, il possessore del bene, perché poi abbiamo chiuso il cerchio con le targhe. È ancora pericolosa la marmolada adesso? Sentite le temperature, cioè pensare che non ci sia scioglimento, che non ci sia scorrimento di questi piani, che i serracchi restino, che sono le crepe, no? Adesso lo dico da profano, che sono le crepe che si creano nei ghiacciai, che i serracchi restino inalterati, penso che non sia proprio il caso. Cioè, noi sappiamo che lì c'è il movimento, tanto è vero che anche i volontari devono fare massima attenzione, tanto è vero che si usa tantissimo l'elicottero con calate puntuali e risalite veloci. Sono tanti metri quadri, tanta profondità di questo scivolamento, sarà difficile trovare qualcuno ancora vivo? Guardi, io questo dico che noi speriamo invece di bloccare qui il numero dei morti e di trovare invece altre soluzioni. Certo è che fino ad ora abbiamo un bilancio di quello che è stata la superficie di questa tragedia. Dopodiché cosa c'è lì e magari cosa riusciremo a fare, spero che questo non si traduca in ancora morti, in ancora tragedie. Certo è che 7 dispersi ce li abbiamo e più 3 decessi tutti veneti. Fra l'altro sono 3 guide alpine. Grazie. Ecco, se mi sentite. Sì, Tiziana. Abbiamo concluso con la dichiarazione del Presidente Zaia, visibilmente commosso. Credo negli anni sia la prima volta che mi capita di vedere il Presidente Zaia in una condizione di sofferenza che, vi ho detto, è condivisa da tutti i soccorritori. Credo sia stato molto complicato proprio l'incontro con i familiari delle persone che il Presidente Fugatti ha chiamato delle persone reclamate, persone che stanno aspettando da oramai più di 36 ore notizie dei propri familiari, mentre l'incontro con i familiari delle vittime c'è stato ed è stato anche quello per come ce lo hanno raccontato, un incontro di grandissima sofferenza. Ora, ecco, l'importante, credo che sia importante sottolineare le parole del Presidente Zaghi in quel passaggio in cui ha detto è il momento di riflettere, è il momento di agire, è il momento di cominciare a fare sul serio sulle politiche di contenimento dell'inquinamento, delle politiche ambientali che vengono reclamate, chieste a gran voce oramai da decenni, e vengono richieste a gran voce perché i segnali che la natura sta mandando sono segnali inequivocabili, sono segnali che non possono avere altro tipo di lettura. E insomma, noi abbiamo un ministro per la transizione ecologica
politica. Speriamo che per davvero questo, e purtroppo bisogna sempre arrivare alle tragedie per dare il là a iniziative di politiche importanti. Ecco, oggi speriamo che attraverso questa tragedia sia motivo di riflessione per iniziare per davvero a ragionare su quello che l'uomo sta facendo con le proprie mani, distruggendo un ambiente che è l'ambiente, la natura che ci circonda, è come dire, l'elemento, il cuore della nostra vita. Senza questo ambiente difficilmente ci sarebbe la vita umana. Ora non andiamo a fare discorsi filosofici, però questo è e questo dobbiamo tutelare con tutte le forze, e chi ha le capacità, e cioè la politica, i grandi della terra devono iniziare per davvero Tiziana. non a fare proclami. Lo ricordate? Sbeffeggiata Greta bla bla bla, sì. ecco, volevo solo arrivare al bla 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 di Greta, ma insomma lì torniamo. Hai visto, Ferdinando. diciamo, anche lo stesso Fugatti ha detto, certo c'è il tema dei cambiamenti climatici, questo è un evento straordinario, non che Certo. dei ghiacci che si ritirino non se ne parli da decenni, eppure poco appunto è cambiato, così come giustamente Certo. sentivo oggi nel corso della nostra diretta, i paesi occidentali sono certamente molto più attenti di altri che invece sul fronte climatico stentano a prendere anche le più basilari delle attenzioni. Senti Tiziana, non ti risulta che il Premier Sì. abbia fatto un giro in elicottero, giusto? Già è stata una peripezia ovviamente arrivare a Canazei, ma non ha visto guarda, dall'alto. facciamo una cosa, faccio una cosa molto veloce, perché trovo Zaia bene. libero, salve Presidente, trovo Zaia libero dalla ressa dei giornalisti, e magari allora in maniera molto più tranquilla glielo posso chiedere. Lei sa se il Presidente Draghi ha sorvolato la zona della tragedia? No, perché il Presidente Draghi ha tentato di arrivare appunto con l'elicottero per il sorvolo, poi c'è stato il temporale e quindi c'è anche da dire che è dovuto rientrare su Verona per ripartire in macchina da Verona e venire qui, per cui per questo diciamo c'è stato questo ritardo dell'arrivo, e quindi a maggior ragione va riconosciuto che ha fatto assolutamente uno sforzo per essere qui. Quindi anche il Presidente comunque del Consiglio resteranno impresse, e lo abbiamo capito anche dalle sue parole, quelle immagini, quei video anche amatoriali, primissimi video, e poi quella macchia azzurra che è rimasta sul versante del ghiacciaio, che è un segnale, un simbolo a cui bisogna dare una lettura ma anche una risposta. Sì, si consideri, ricordiamo ai cittadini che lo scivolamento è uno scivolamento di un grattacielo grande come 2 campi da calcio e spesso 30 metri. C'è una mole, vuol dire 200 metri di grattacielo, alto 200 metri, largo 60 metri e spesso 30 metri. Una roba paurosa, ghiaccio, detriti, che hanno coinvolto appunto tutte le persone che oggi noi consideriamo disperse, ma forse è anche sbagliato chiamarle disperse, noi diciamo reclamate, no? Che ancora delle quali non si ha notizia. Certo che il Veneto in questo bilancio sta pagando moltissimo, perché siamo con i 3 decessi, gli unici 3 decessi riconosciuti e ormai certificati sono 3 veneti, 3 vicentini, e per quanto riguarda i dispersi noi abbiamo 7 persone su 14. Presidente, è la prima volta, almeno a memoria, che personalmente perlomeno io la vedo così commossa. Questa è una tragedia inspiegabile, per quanto, voglio dire, i segnali della natura, no, sono inequivocabili. È una tragedia che nessuno poteva immaginare e che ci ha colpito profondamente, in ognuno di noi. Sì, consideri che alcuni, fra l'altro, anche tra chi sappiamo che purtroppo non c'è più, erano dei grandi esperti di montagna, non stiamo parlando di gente improvvisata che è andata lì con l'infradito. Questo dobbiamo sfatarlo, perché non possiamo accettare che si liquidi questa partita come imprudenza. Qui non è che hanno creato la vibrazione che ha fatto staccare un pezzo di ghiacciaio. Il tema è che i ghiacciai si riducono, le montagne non restano inalterate nei secoli, l'abbiamo visto con le 5 torri, abbiamo visto crolli nel Pelmo, insomma
e deve avere la fortuna di non essere lì quando accade. Posso chiederle dov'era ieri quando ha preso la notizia? A casa. Che cosa ha pensato in quel momento? Io ho visto la prima notizia che mi ha aggiunta dai miei della protezione civile, c'è stato un crollo in Marmolada. Ho pensato subito a un incidente, poi pian piano la notizia è stata, come si può dire, più argomentata e quindi ha preso corpo e ne è venuto fuori il discorso dei feriti, del fatto soprattutto quando ci sono state tragedie importanti che non hai una dimensione di quanti sono. E questo ti fa capire che potresti trovare uno scenario molto più complicato. Tale è. Esatto, perché non abbiamo ancora la dimensione, eppure voi avete detto vi siete impegnati assieme al capo del Dipartimento della Protezione Civile a cercare fino all'ultimo, a non abbandonare quella zona sotto Pian dei Fiacconi. No, non lo abbandonerete. Assolutamente no, lo dobbiamo a chi stiamo cercando, lo dobbiamo alle famiglie e infatti si va avanti con le migliori tecnologie. Devo dire che l'efficienza c'è stata fino in fondo. Considerate che lo scenario nel quale vanno a lavorare i volontari, la protezione civile, tutti quelli che lavorano è uno scenario molto pericoloso. Stiamo parlando di una pianura post-alluvione, stiamo parlando di uno scenario nel quale la frana è sempre possibile. Anche perché ci sono, come dire, altri blocchi che sono instabili. Consideri che la massa che è scesa a valle non è attualmente stabile e non sappiamo a monte cosa accadrà. Vabbè, Presidente, speriamo insomma, che le ricerche diano qualche, cioè siano volte anche esatto, nel senso di ridimensionare. No? Certo, questo lo speriamo tutti, anche perché altrimenti il bilancio sarebbe veramente drammatico. 7 più 3 fa 10. Grazie Presidente, grazie mille. Allora avete sentito le parole del Presidente Luca Zaia, la commozione la si legge negli occhi ed è una commozione che oggi si percepisce guardando i volti dei soccorritori, guardando i volti attoniti delle persone che hanno lavorato lì da ieri e che lo stanno continuando a fare. Me lo ricordo, il centro di coordinamento dei soccorsi mobile che è proprio al Passo Fedaia, dove non appena il cielo c'è stato il primo squarcio di sereno. Sì. Tu conosci molto bene la montagna sì, e abbiamo vissuto tutti insieme con il gruppo Media Nord-Est che appunto diciamo registrato questo ulteriore sforzo anche negli ultimi 24 ore nel riuscire a raccontarvi anche in condizioni complicate purtroppo quello che stiamo vivendo. Tu conosci molto bene la montagna, dicevo, e quindi i ragionamenti, noi prima dicevamo con che soluzione può arrivare il Premier Draghi, con quale promessa può arrivare, no? L'unica in questo momento, oltre a essere di lungo, purtroppo forse lunghissimo periodo, che è quello sull'abbassamento dell'inquinamento, quindi delle temperature, tutto insomma quello che ben conosciamo e che hai citato anche tu poco fa, l'unica iniziativa immediata è che per il resto dell'estate quell'area non sia accessibile, perché altro non si può fare, immagino, no? Già, hai perfettamente ragione. Già, come dire, l'iniziativa degli esercenti, dei gestori delle funivie della Marmolada di versante bellunese, cioè quello di chiudere la risalita, sono un segnale che arriva da una società privata che però si è resa conto che per evitare le tragedie bisogna sospendere comunque, bisogna impedire in questo momento e quindi restringere la frequentazione di questa grande montagna della Regina delle Dolomiti, della regina fra le regine delle Dolomiti bellunesi, e quindi cercare di restringere, sai quante volte durante l'estate ci sono state richieste sulle quali in molti hanno sorriso in maniera molto ironica, limitando
limitare l'accesso con la chiusura dei passi dolomitici, limitare l'accesso delle persone alla montagna, che è diventato un po' il parco giochi del turismo estivo. Giustamente il Presidente Zaia diceva: non banalizziamo, non parliamo ieri di persone inesperte, perché fra loro c'erano esperti alpinisti, guide alpine, coloro che quel ghiacciaio e quella risalita, la via normale, la conoscevano benissimo, eppure la montagna imprevedibile non ha dato loro scampo. Quindi l'unica possibilità in questo momento, l'unica soluzione è quello di limitare l'accesso perlomeno alla Marmolada. Al resto non si sa, e però se vogliamo iniziare a dare un segnale, questo deve essere fatto senza tentennamenti, senza aver paura di punire, tra virgolette, anche il settore del turismo, di cui questa provincia, ma le province contermini, l'autonoma di Trento e la provincia autonoma di Bolzano vivono, perché d'estate ed inverno di questo si vive in queste valli, e limitare l'accesso ai turisti, restringere, significa comunque limitare l'arrivo di automobili, limitare l'inquinamento. Pensate, a proposito di inquinamento, e non sto raccontando cose sconosciute, che durante il periodo, poco dopo il periodo invernale, nella zona attorno a Cortina, San Vito, dove ci sono posizionati i rilevatori della qualità dell'aria dell'ARPAV del centro di Arabba, ebbene il sale che viene gettato a terra per evitare lo slittamento delle auto quando nevica o quando c'è il ghiaccio, la polvere creata da quel sale provoca un innalzamento non solo di polveri sottili, ma anche delle polveri sottilissime, lo dico proprio brutalmente, che sono quelle ancora più pericolose per il sistema respiratorio umano. Ebbene, lì si sono trovati, in certe stagioni si sono trovati livelli di PM10 molto più elevati rispetto alle PM10 che si ritrovano nel capoluogo a Belluno o anche nei centri di pianura. Questo che cosa significa? Significa che l'inquinamento è una questione che deve essere affrontata anche da queste piccole cose, limitando l'accesso. La provincia di Belluno è la provincia più estesa del Veneto. Il territorio della provincia di Belluno è il territorio più esteso del Veneto, ma è anche la provincia con una densità di abitanti invece limitato. Siamo poco più di 200.000 abitanti in un territorio vastissimo, un territorio che però deve essere tutelato, deve essere protetto, in questo territorio deve essere garantita la sopravvivenza delle persone che stanno, una provincia che sta patendo, subendo in maniera negativa lo spopolamento. E quindi l'abbandono della montagna. Che cosa vuol dire l'abbandono della montagna? Vuol dire che i boschi e tutto quello che ci sta attorno non vengono più curati, e quindi l'abbandono del territorio fa ritornare un territorio più aggressivo, e questo deve essere, come dire, deve essere monitorato, deve essere guidato, si deve tornare a vivere, ad abitare il territorio con il rispetto che questo territorio chiede e merita. Questo vuol dire vivere in montagna, questo vuol dire essere anche rispettati come territori e come abitanti di un luogo, lo ricordo, che ha oltre il 70% delle Dolomiti patrimonio dell'umanità, Dolomiti che condivide nella parte residuale con le province di Trento, Bolzano, Udine e Pordenone. Ferdinando. No, va bene, no, sono Nicola, sono ancora qui. Allora, grazie davvero Tiziana, perché siamo davvero... scusa. Siamo davvero chiusi là, certo, anche domani, chiaramente... le ricerche vanno avanti, Tiziana, certo. Quindi
dobbiamo essere vicini ovviamente, purtroppo ha sottolineato già più volte lo stesso governatore Zaia come delle 7 vittime accertate, delle 7 vittime 3 di quelle che hanno appunto, quelle che appunto sono le uniche, esatto, di cui abbiamo i nomi sono venete, e quindi purtroppo dobbiamo cercare di capire anche nel prosieguo con i nostri telegiornali questa sera, ne parleremo anche Ringa ovviamente questa sera a partire dalle 21:15 che cosa succede, così come domani con nuovi aggiornamenti. Un dato volevo solo dare il dato di chiusura, Nicola, soprattutto ricordando appunto Davide, Erika e Filippo. Erika risulta ancora in realtà tra... diciamo che delle 7, diceva Zaia, 7 vittime accertate, 3 sono venete, allora dovrebbero essere le 3 vittime accertate. Davide Miotti, l'abbiamo visto, il giovane, il 50enne di Cittadella, esperta guida alpina, che aveva il negozio conosciutissimo a Tezze sul Brenta. Abbiamo visto i collegamenti di Vanessa Banzato sia a Cittadella che a Tezze sul Brenta. Poi l'altra vittima accertata, Paolo Dani di Valdagno e Filippo Bari, il 27enne di Malo, il protagonista di quel selfie che rimarrà purtroppo uno dei simboli di questa tragedia. Erika Campagnaro, che è la moglie di Davide Miotti, anche lei esperta di montagna, risulta ancora dispersa e quindi non è tra le vittime accertate, ma purtroppo viene da pensare a Cittadella aspettano solo l'ufficialità che possa essere un'altra delle vittime. 3 veneti accertati, abbiamo detto 7 vittime, restano 8 i feriti, di cui 2 gravi, uno di questi è ricoverato a Treviso, e 14 dispersi perché poi il numero dei dispersi cala anche in base al numero di chi viene ritrovato e delle vittime accertate. Quindi questi sono i numeri. Diceva prima Zaia con un calcolo purtroppo inquietante, 3 più 7 fa 10, e speriamo che non sia così per il Veneto. Mentre per quanto riguarda il giallo delle auto, 4 auto sono rimaste senza, diciamo, notizie, senza un padrone, un titolare a Passo Fedaia, sono tutte però straniere. Questo per quanto riguarda il dato, quindi le 7 vittime, gli 8 feriti e i 14 dispersi. Sì, però proseguiamo anche perché tra poco, per chi non è riuscito a seguirlo, rivedremo anche la conferenza stampa che avete appena sentito con il Premier Draghi, quindi per chi magari si fosse perso, noi siamo in diretta da questa mattina alle 11:15, così come abbiamo fatto ieri pomeriggio, purtroppo appena scoperta la gravità di tutto questo. Forse ricorderete, lo possiamo anche vedere se ci aiutano Antonio Esposito e Francesco Ceroni in regia, uno dei primi video, qualcuno parlava di osservare quanto stava accadendo con il cannocchiale. Ebbene, proprio uno di questi video riprende una persona che sta guardando che cosa succede sulla Marmolada, si sentono anche i commenti in quei primi video nella speranza di quella persona che appunto gira con il telefonino quanto sta avvenendo non ci fosse qualcuno là, e purtroppo invece sappiamo come è andata su quel fronte con quelle immagini terrificanti. È complesso forse per tutti noi capire la gravità e la vastità di una tragedia di questo tipo, perché la montagna si muove coi tempi dei secoli. Continuiamo pure a vedere queste immagini. Gli stessi soccorsi purtroppo, come abbiamo detto, sono molto complessi, in condizioni critiche. Ci si è messo anche il maltempo, quindi adesso tutti questi tempi si stanno dilatando e allungando ed è fortemente difficile riuscire appunto a raggiungere quelle aree. L'avete visto e sentito, purtroppo delle 14 persone reclamate, questa è la definizione scelta dal capo della Protezione Civile Curcio in questa fase, quelle che noi definiamo dispersi, forse non è neanche certo appunto si trovino lì, ma è altamente probabile purtroppo. Di queste persone che ancora si reclamano non vi è traccia, proprio perché bisogna anche con
l'elicottero e quel sistema dei Easybell di cui abbiamo parlato nel pomeriggio di ieri, una sorta di campana appunto che consente l'intervento in sicurezza nel momento in cui ci fosse una valanga, possiamo in qualche maniera paragonarla appunto a una valanga, quello che abbiamo visto e che stiamo raccontando dal pomeriggio di ieri, si può intervenire puntualmente e poi riportare in sicurezza gli operatori, anche Walter Milan, che purtroppo negli ultimi anni abbiamo visto più volte, è un amico e un collega nostro perché è un giornalista di Padova con il quale siamo cresciuti tutti. Oggi lui è responsabile appunto della comunicazione del soccorso alpino, e quante volte in questi anni l'abbiamo visto intervenire in condizioni di questo tipo. Tiziana, io non so se tu hai diciamo, chiarezza, certezza del fatto che siano ripresi in questi momenti i soccorsi, diciamo, i controlli in vetta. E una cosa però dalla quale volevo partire sì. e sulla quale volevo coinvolgerti prima. Abbiamo detto più volte del sì. caldo, no? Ma forse per chi ci ha seguito da questa mattina fin dalle 11:15 ha visto quante volte è cambiato il tempo. Certo. Cioè, ti abbiamo visto col sole, ti abbiamo visto col freddo, ti abbiamo visto con la pioggia, ora di nuovo il sole, cioè questo è un dato. Tra l'altro lo sottolineava anche ieri il sindaco di Roccapietore De Bernardin, che adesso dopo questo ci si attendono i temporaloni estivi e c'è una preoccupazione ulteriore per quello che è già avvenuto, appunto dovessero verificarsi questi temporaloni. È proprio così, proprio come dici tu, come ha detto il sindaco De Bernardin, lo avete visto questa mattina, noi siamo arrivati con il sole, io in questo momento non riesco perché sono in collegamento, ma in questo momento potrei naturalmente tornare a star con la manichina corta perché il sole sta scaldando, il sole è molto caldo e la temperatura si è nuovamente alzata e credo saremo attorno di nuovo ai 20 gradi, ma quando a mezzogiorno stavamo in collegamento e diluviava e poi subito dopo non vi nascondo che ci siamo dovuti riparare all'interno della caserma perché eravamo tutti zuppi d'acqua e tutti infreddoliti, anche perché la stragrande maggioranza pure dei colleghi arrivati impreparati a Canazei perché non ci si immaginava un freddo improvviso del genere, anche un cambiamento. Oggi adesso l'avete visto, no? Mentre vi parlavo nel precedente collegamento, non appena si è visto il primo squarcio di sereno in fondo alla valle, praticamente alla mia destra, in fondo alla valle, quando vi abbiamo mostrato il primo squarcio di sereno, ebbene in quel preciso istante si sono rimossi i soccorritori che si erano riparati anche per rifocillarsi qui alla caserma dei Vigili del Fuoco. Ebbene in quel preciso istante sono ripartite subito le auto perché le ricerche hanno potuto ricominciare, sono riprese subito e praticamente qui non è rimasto più nessuno. Tutti sono ritornati sul passo Fedaia e sono ritornati sia con i droni che con le unità cinofile. Ve le abbiamo mostrate, ci sono le unità cinofile del centro di addestramento della Polizia di Stato di Moena, sono sul posto e già queste operazioni coordinate, unità cinofile e droni hanno permesso di recuperare la settima, individuare e recuperare la settima vittima che è stata accertata proprio nella mattinata di quest'oggi. Oggi è stato il momento anche importante per avviare uno studio. Ecco, in questo momento si sta levando in volo, se con Stefano ci avviciniamo magari ve lo facciamo vedere, in questo momento si sta dalla piazzola della caserma dei Vigili del Fuoco, si sta levando in volo nuovamente un elicottero, credo sia l'elicottero del soccorso alpino e dovrebbe essere lo stesso elicottero che avevamo visto atterrare quando non c'era più la possibilità a causa del maltempo di procedere con i soccorsi, ed è esattamente l'elicottero giallo, noi lo chiamiamo così, l'elicottero giallo dei soccorritori, che
vi facciamo vedere, si sta alzando in volo per ritornare nella zona della tragedia. Ecco, lo hanno fatto prima le autorità, forze dell'ordine, ma anche mezzi di soccorso sanitari, con l'elicottero Falco del SUEM e il nuovo elicottero che l'azienda sanitaria locale ha sistemato e reso disponibile a Cortina proprio pochi giorni prima della tragedia. E ecco, abbiamo visto l'elicottero che si sta dirigendo verso nord, e probabilmente quello potrebbe essere l'elicottero dell'aiuto alpin di Bolzano. Insomma, c'è un via vai di mezzi di soccorso che si stanno dando il cambio. Tra l'altro devo dirvi che non appena è scoppiato il temporale, uno degli elicotteri di soccorso si è alzato in volo per andare a soccorrere una ferrata di 4 persone che sono rimaste incrodate e che hanno chiamato il 118 in difficoltà. E quindi vedete che la situazione del pericolo in montagna, proprio a causa del cambio meteorologico repentino, è assai frequente. Tra gli appelli infiniti che vengono ripetuti dai soccorritori a inizio stagione è sempre quello di guardare, prima di partire per una gita, per un'escursione in montagna, facile o difficile che sia, è quello di consultare i bollettini meteo. L'ARPAV ha un sito che è come dire speciale, un sito, una app, un sito che ha le previsioni millimetriche ora per ora anche per quanto riguarda la situazione della montagna, quindi prima di partire bisogna consultare i bollettini. Ieri certamente il bollettino dava bel tempo e quindi era una situazione ideale invece per scalare il ghiacciaio della Marmolada, scalare la via normale, perché quello è il momento ideale. Non si scala certamente con una giornata di tempo incerto il ghiaccio. Questo è quello che vi posso riferire fino a questo momento. Quindi le ricerche sono riprese e i soccorritori stanno lavorando oramai credo da almeno un paio d'ore abbondanti. Sono riprese le ricerche e noi adesso ci spostiamo dalla caserma dei Vigili del Fuoco, dove vedete la situazione è tornata nuovamente diciamo così tranquilla. Sto notando in questo momento un'auto dell'Università degli Studi di Firenze che assieme all'Università di Padova sta portando avanti proprio uno studio sul ghiacciaio della Marmolada, quindi penso che gli esperti e gli studiosi siano arrivati anche per avere contezza di quanto è accaduto. Ce lo diceva il glaciologo Gabrieli quando lo abbiamo intervistato, lo hanno ribadito i tecnici e gli esperti che ha intervistato la collega Chiara Gaiani, i glaciologi e geologi dell'Università di Padova, che ogni anno in periodi specifici risalgono sul ghiacciaio per fare dei carotaggi, passatemi il termine, per studiare la stratificazione del ghiaccio e per capire in che modo, qual è l'evoluzione del ghiacciaio che si sta ritirando e questo lo abbiamo e ce lo siamo detti chiaramente un sacco di volte. Certo non potevamo immaginare che si staccasse di botto il Seracco sotto Punta Penia. Ferdinando. Sì, e come appunto abbiamo capito e spiegato tutti in queste ore, come l'acqua non solo ha scavato ma diciamo si è inserita, sciogliendo il ghiaccio, si è inserita
portando tagliando quasi via il ghiaccio dalla roccia, quindi purtroppo questo è quello che abbiamo vissuto. Tiziana, noi continueremo a raccontare ancora per qualche minuto ovviamente quello che sta succedendo, però come annunciato rivediamo la conferenza stampa del Premier Draghi. Rivediamo la conferenza stampa del Premier Draghi, abbiamo visto insomma l'arrivo e abbiamo spiegato anche il perché di questo ritardo, ma insomma rivediamo allora queste parole, ma ci salutiamo qui. Ci rivediamo dopo la conferenza, ma solo per ricordare due aspetti, c'è anche un dato politico, perché chiaramente noi avevamo preparato la puntata di Ring con il sondaggio che poi oggi abbiamo modificato, ma la puntata di Ring questa sera, che doveva essere come sempre un po' sui temi di politica e attualità, poi succede facciamo rivedere anche il sondaggio che abbiamo lanciato, che succede che non è un'accusa ovviamente nei confronti di nessuno, però è un'analisi, cioè vuol dire cambiamenti climatici, ecco, adesso non lo vediamo se non a pieno schermo. Marmolada, colpa dell'uomo, che può significare molte cose. È chiaro che una delle interpretazioni è chi conosce la montagna doveva spingere per decisioni differenti, peraltro, lo sarà da oggi in poi, cioè, gli interventi di chi oggi... Uno dei titoli che sarà questa sera nei nostri telegiornali saranno proprio le parole forti che ha detto oggi il sindaco De Bernardin. Non cominciamo a cercare i capri espiatori, ha detto, per cui i timori dei sindaci che si trovano magari in certe situazioni. Lo ricordiamo, c'è un'inchiesta aperta alla Procura di Trento per disastro colposo senza indagati. Allora rivediamo la conferenza stampa, diciamo il momento di incontro con la stampa del Premier Draghi, e poi ci rivediamo in diretta per l'ultimissimo aggiornamento. Oggi sono qui a Canazei per rendermi conto di persona di quel che è successo, e vi assicuro è molto importante essere venuti. Abbiamo fatto un punto tecnico operativo con tutti coloro che hanno collaborato alle operazioni, ma soprattutto sono qui per esprimere la più sincera, la più affettuosa, la più accorata vicinanza alle famiglie delle vittime, dei dispersi, ai feriti e alle comunità che sono state colpite da questa tragedia. Voglio ringraziare tutti coloro che hanno lavorato in questo giorno e mezzo. Voglio ringraziare la Protezione Civile, i Vigili del Fuoco, il Soccorso Alpino, le autorità sanitarie, i volontari, ringraziarli tutti per la loro generosità, la loro professionalità, il loro coraggio, perché come sapete queste operazioni si sono svolte e si svolgono in una situazione di grande pericolo. Voglio anche ringraziare il Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, i Presidenti delle Province Autonome di Trento e Bolzano, il Presidente Fugatti, con cui ci siamo sentiti immediatamente ieri, e il Presidente Compaccia. Ora, questo è un dramma che certamente ha dell'imprevedibilità, ma certamente dipende dal deterioramento dell'ambiente e della situazione climatica. Oggi l'Italia piange queste vittime e si stringe a loro, tutti gli italiani e le italiane si stringono a loro con affetto. Ma il governo deve riflettere su quanto è accaduto e deve prendere dei provvedimenti perché quanto è accaduto abbia una probabilità bassissima di succedere o possa addirittura essere evitato. Grazie. Io ringrazio il Presidente del Consiglio Mario Draghi per la presenza qui oggi a Canazei. È un grande segnale di vicinanza a Canazei, al Trentino, ma a tutti i territori colpiti da questa
da questa tragedia. Un grande segnale di umanità e un grande segnale di attaccamento al territorio. Oggi abbiamo anche incontrato poco fa i familiari delle persone colpite e il Presidente del Consiglio ha manifestato tutta la solidarietà e tutta l'umanità. Stamattina mi ha chiamato il Presidente della Repubblica manifestando la propria vicinanza ai familiari delle vittime e il proprio cordoglio. Ha anche dichiarato il ringraziamento a tutte le donne e gli uomini che da subito, di tutte le istituzioni, della provincia, dello Stato, i volontari, che da subito si sono adoperati per intervenire in una situazione difficile, con coraggio, per cercare di aiutare e per intervenire tempestivamente. Questo è stato fatto e il Presidente della Repubblica mi ha incaricato di ringraziare tutte queste donne e questi uomini. Oltretutto, Presidente Kanazzei, non è la prima volta che viene colpito da un fatto di questo tipo, se è presente il sindaco, sono presenti le istituzioni locali e quindi il senso di dolore è tanto ed è molto, molto profondo. In queste ore abbiamo ovviamente lavorato, stiamo lavorando per definire il numero delle persone coinvolte. Da parte nostra c'è stata una grande una volontà di essere il più possibile lineari e chiari, perché sapete che ci sono tante persone che stanno soffrendo, ci sono famiglie che stanno soffrendo e quindi nel dare le notizie ci vuole la giusta ponderazione, come anche voi ovviamente avete fatto. Al termine di questa conferenza stampa, quando dovrà parlare il Presidente Zaia e il Presidente Compace, vi daremo i numeri di cui oggi al momento disponiamo. Grazie, buongiorno. Io voglio ringraziare il Presidente Draghi per essere qui oggi, per la vicinanza alla nostra comunità e perché so e sappiamo tutti che non è stato facile arrivare qui. Siamo reduci dall'incontro con i familiari, che è stato un momento toccante, anche perché sono coloro che aspettano notizie da chi non è tornato a casa. Il Presidente Mattarella giustamente dice: ringraziate a nome mio, chiamate anche me, ringraziate a nome mio tutti coloro che stanno lavorando. Non è un teatro facile quello di questa tragedia. Ricordo solo a tutti voi che si è staccato un blocco di detriti e ghiaccio lungo 200 metri, largo 60 metri e spesso 30 metri. Un paio di campi da calcio spessi 30 metri. Le ricerche lo dobbiamo ai familiari, lo dobbiamo a chi è ancora lassù, continuano, e le porteremo avanti all'estremo, e tanto è vero che chi è addetto alle ricerche è già su dopo questo temporale. Dico che il Veneto sta pagando un pesante, sta pagando veramente una situazione pesante. Noi abbiamo 3 vittime identificate, 7 dispersi o reclamati, persone che comunque delle quali non abbiamo notizia, ed è una situazione che assolutamente non pensavo mai, almeno io che ne ho viste di tragedie, di dover affrontare. Abbiamo partecipato alle ricerche, abbiamo mandato uomini, elicotteri, stiamo contribuendo alle cure, abbiamo 3 ricoverati in Veneto, 2 stranieri, un signore e una signora tedeschi, rispettivamente a Belluno e a Feltre in terapia intensiva, e poi una persona ancora non identificata su Treviso,
verosimilmente una persona sui 40 anni, in condizioni gravi, nella nostra terapia intensiva. Io spero che i numeri si fermino qui, so che è una speranza che è difficile da confermare, però spero vivamente che i numeri si fermino qui. E non finirò mai di ringraziare i volontari, il soccorso alpino, la protezione civile, le forze di polizia, veramente tutti quelli che stanno lavorando in queste ore, perché lo scenario dove stanno lavorando è altamente pericoloso. Grazie. Sì, buongiorno a tutti, da parte mia c'è poco da aggiungere, anch'io ringrazio ovviamente il Presidente del Consiglio per la sua presenza, la sua vicinanza nei nostri territori. Credo che bisogna ringraziare soprattutto il soccorritore, il soccorso alpino, sia delle due province di Trento e Bolzano, ma anche della Regione Veneto, ma anche tutta la protezione civile e la collaborazione che c'è stata anche tra i livelli regionali e nazionali, funzionato davvero bene. Adesso ovviamente la nostra vicinanza, il nostro pensiero alle vittime, ai familiari, a tutti coloro che ancora sono lì nell'ansia, non sapendo, non avendo ancora notizie sulle persone per cui non siamo avuti proprio informazioni. Ecco, siamo tutti qui, un appello mi sembra sempre di farlo anche agli uomini di stampa, ai media, questo rispetto nei confronti anche delle famiglie che sono lì anche nel trattamento delle notizie che abbiamo, bisogna essere davvero rispettosi. I numeri di questa tragedia dicono che al momento abbiamo 7 deceduti, di cui 3 identificati, abbiamo 8 feriti, di cui 2 in condizioni delicate, abbiamo 14 persone che definiamo reclamate, segnalate, cioè persone per cui i familiari si sono fatti vivi perché queste persone non sono rientrate a casa, non si hanno più notizie. Ovviamente la speranza è che nelle prossime ore di queste persone si possano avere le notizie. Di queste 14 persone, 4 sono di origine straniera, 3 della Repubblica Ceca e 1 austriaco. Nella giornata di ieri abbiamo parlato anche delle auto che erano rimaste nei pressi dell'avvio del percorso. Oggi di queste auto ce ne sono ancora 4 di cui non abbiamo notizia, che sono tutte auto straniere, una tedesca, 2 della Repubblica Ceca e una ungherese. Questo è il percorso definito della situazione in questo momento. Grazie. Lascio la parola e ringrazio l'ingegner Furcio per la protezione civile. C'è stata da subito una forte collaborazione tra tutte le protezioni civili dei territori coinvolti, Trento, Bolzano e Veneto, e con la protezione civile nazionale. Grazie Presidente, no, solo sottolineare che molte volte il Paese viene giudicato sulla capacità di stare insieme. In questo momento si è avuto in queste 36 ore la risposta operativa migliore possibile. Le eccellenze del Paese, Trentino Alto Adige, quindi provincia autonoma di Trento, Bolzano, Veneto, ma tutto il sistema nazionale è attivato. Non ho altro da aggiungere se non che noi non ci fermeremo qui, siamo disponibili come livello nazionale a venire incontro a qualunque esigenza. L'unico appello che io faccio, l'ha già fatto il Presidente Compace, è quello di mantenere questo livello anche di comunicazione nel rispetto di chi sta operando in sicurezza e di chi sta sperando e aspettando. Così dunque le parole di Curcio, e abbiamo visto proprio alla fine del collegamento con Tiziana, che ritroveremo fra poco perché Tiziana si sta dirigendo con Stefano Bozzi sempre a Canazei, davanti al Palazzo del Ghiaccio, dove è stata allestita la camera ardente delle 7 vittime accertate, il via vai ovviamente dei parenti, quelli che hanno poi incontrato anche il Premier Draghi e lo stesso Zaia, con quelle emozioni che abbiamo raccontato
in diretta. Secondo quanto si apprende, secondo quanto si apprende, il recupero delle persone disperse sul fianco della Marmolada sarà molto difficile, dicono i soccorritori, quantomeno per i resti nella parte più alta della via su cui è arrivata la frana. Questo perché si apprende, risulta che alcuni dispersi sarebbero precipitati nei crepacci che si trovano lungo la via normale, lo dicevamo già ieri. Più semplice invece dovrebbe essere il recupero delle vittime che, trovandosi nella parte inferiore, sono state sommerse da ghiaccio e detriti. Con lo scioglimento della neve, quindi, e con l'ausilio degli escavatori, sarà possibile procedere a un tentativo di recupero. Diverso invece è il discorso per chi è precipitato nei crepacci che si sono creati. Allora, è molto importante, dicevamo Nicola, intanto proseguiremo anche con questo racconto per l'intero pomeriggio fino all'inizio dei nostri telegiornali 18:30. Ci collegheremo, come dicevi tu, tra poco con Tiziana Bolognani e stiamo tentando anche l'assessore regionale alla protezione civile Giampaolo Bottacin, che dovrebbe essere tra gli ospiti di Ringa questa sera, ma è molto complesso ovviamente capire e raggiungerlo perché non è più lì alla sede dei Vigili del Fuoco a Canazei, ma ovviamente si muove per seguire le operazioni. E appunto proprio la protezione civile ci comunica che da un punto di vista glaciologico è necessario sottolineare come crolli di questo tipo risentano in maniera solo parziale delle temperature registrate a livello giornaliero, cioè quello che stiamo raccontando, i 10 gradi in vetta ieri mattina, insomma il caldo fortissimo di questa estate. De Bernardin, stesso sindaco di Rocca Pietra, l'ha detto nel 2003, era ancora peggio il caldo in montagna. Quindi solo parzialmente delle temperature registrate a livello giornaliero, poiché l'inerzia dei ghiacciai ai cambi di temperatura e le risposte in termini di fenomeni di questo tipo necessitano di tempi lunghi e di persistenza di condizioni sfavorevoli, condizioni che si stanno verificando ormai da anni. Vediamo pure le immagini, tanto sono più interessanti di certo. Da una prima valutazione speditiva, cioè le prime spedizioni che hanno fatto in vetta sulla Marmolada, tratta da foto aeree prese nelle ore immediatamente successive al crollo, comparate con le immagini del catasto ghiacciai di Arpav che rappresentano le condizioni precedenti, si stima un fronte del crollo nell'area di distacco di circa 90 metri di lunghezza, per un'altezza massima di 40 metri e un volume complessivo di materiale crollato di circa 300.000 metri cubi, che hanno percorso un dislivello massimo di circa 700 metri, quindi da quota 3002 a quota 2005, quota stimata di arresto delle lingue detritiche, più grande del Vajont. Vado a memoria, ma mi pare più grande del Vajont. Stavo ovviamente per dire una cosa del genere. Quindi 90 metri di lunghezza, un'altezza di 40 e un volume complessivo di 300.000 metri cubi, vado a memoria, non voglio sbagliare ovviamente, però lo vedremo, lo verifichiamo. Poi da un'analisi dei dati meteoclimatici, ci comunica sempre la protezione civile, la situazione automatica di Punta Rocca dell'Arpav, risulta infatti che nei mesi di maggio e giugno, mesi nei quali generalmente si attivano i processi di fusione del ghiacciaio, le temperature medie giornaliere sono risultate significativamente superiori alla media storica, con uno scarto di più 3,2 gradi nei 2 mesi, cioè sono state superiori rispetto alle medie stimate negli altri anni, quindi 3,2 gradi di maggior caldo. Le 2 decadi più calde rispetto alle medie sono state la seconda decade di maggio, più 4,8 rispetto alla media, e la seconda decade di giugno, più 5,4 rispetto alla media registrata in passato. Il trend, quindi le più calde, dal 10 al 20 maggio per capirci, e dal 10 al 20 giugno. Il trend sembra proseguire anche nei primi giorni di luglio. Lo scarto dei valori medi registrati nei primi 3 giorni del mese rispetto al valore medio è di più 4,7 gradi centigradi, quindi luglio ancora caldo. Analizzando poi i valori massimi giornalieri si evidenzia che per ben 7 volte si è superato il valore di 10 gradi centigradi con una punta massima di 13 gradi.
cioè si sono raggiunti in vetta anche i 13,1 gradi centigradi il 20 giugno, valore che non rappresenta il massimo storico, che della serie dei dati disponibili risulta essere 15 gradi, 15,7, registrato nel 1995, però insomma chiaramente tra i più alti. Ieri, giorno in cui si è verificato il crollo, la temperatura massima registrata è stata di 10,7, quindi non solo nei decenni ma chiaramente nei mesi, e con un perdurare di temperature ben al di sopra della media. Abbiamo visto una media di 3,2 oltre le medie storiche, si sono raggiunti i più 4,8, i più 5,4 rispetto appunto alle medie dei decenni, degli anni da quando si registra. Il record storico, vi ricordo ancora una volta, in vetta è di 15,7 gradi centigradi il 20 luglio del 1995. Informazioni importantissime appunto che ci arrivano dalla Protezione Civile regionale, e stiamo cercando di collegare l'assessore Giampaolo Bottacin. Vediamo, ovviamente dipende dalle zone di copertura, questo lo sappiamo molto bene. C'è un altro aggiornamento che riguarda le vittime. In questo momento, chiaramente in queste ore, è sempre difficile poi dare contezza delle vittime ufficiali e diciamo poi dei dispersi. Allora, anche perché circolavano altri nomi, Nicola, e secondo me quello è stato l'appello che ha fatto Curcio, no? Di portare rispetto non solo per le famiglie, di utilizzare la catena della comunicazione che loro garantiscono, perché ovviamente ci sono dei nomi di dispersi che bisogna rispettare. Allora, dice l'ANSA in questo momento, un lancio di agenzia, che le 3 vittime accertate delle 7 vittime identificate, e quindi le 3 vittime venete, vicentine, poi gli altri sono ovviamente dispersi, sono Filippo Bari, lo dicevamo, di Malo, il ragazzo, il 27enne, il papà, il giovane papà, è un esperto guida alpina che ha scattato quel selfie sorridente pochi minuti prima che arrivasse il crollo. Poi Paolo Dani di Valdagno, dicevamo, e Tommaso Carollo, sempre del Vicentino. Quindi Davide Miotti, Cittadella, insieme alla compagna, moglie Erika Campagnaro, entrambi di Cittadella, ma che conosciutissimi a Tezze sul Brenta per il loro negozio, non risultano per adesso tra le vittime ufficiali, ma risultano tra i dispersi o tra le persone reclamate. Ovviamente non ci sono ancora notizie di questa coppia, anche se lo dicevamo prima, a Cittadella la speranza è veramente ridotta al lumicino, si sta solo aspettando l'ufficialità di quanto accaduto, ma le vittime accertate sono dunque Filippo Bari, Tommaso Carollo e Paolo Dani. Queste le vittime accertate ufficialmente con il riconoscimento dei corpi. È purtroppo una conta tragica, drammatica e non facile, appunto per avere la ufficialità delle vittime. I due compagni risultano ancora tra i dispersi. Reclamati, no? Sì, come si dice. Tommaso Carollo è sempre cittadino vicentino. Sì. Sì, perché pare fossero appunto 2 le cordate travolte, no? Una partita da Vicenza e una, a questo punto dobbiamo pensare, di stranieri, perché abbiamo visto coinvolti molti stranieri. Quelle 4 auto che ancora, tutte con targa estera, sono ancora lì ferme, una con targa tedesca, una del Belgio e 2 della Repubblica Ceca, e quindi dobbiamo aspettare di capire quali eventuali novità ci possano essere. Con Tiziana Bolognani stiamo cercando di raggiungere ero in contatto in questo momento, palazzetto. Mi scriveva che la strada era bloccata e quindi stavano cercando una via alternativa per arrivare al palazzetto, che non è molto distante dalla caserma dei Vigili del Fuoco, dove c'è stato prima il vertice tecnico e poi la conferenza stampa, ma la strada era bloccata. Quindi stanno per raggiungere il Palazzo del Ghiaccio, dove appunto da ieri è stata aperta la Camera Ardente, dove si sono recati i familiari, dove è stato già attivato un servizio di supporto psicologico evidentemente necessario per le famiglie. Infatti c'era un po' di discrasia tra la notizia dell'arrivo del Premier Draghi e quanto noi stavamo vedendo, perché il Premier non era ancora arrivato per la conferenza stampa che avete appena rivisto. Invece era giunto Kanazaema e si è fermato per un breve briefing con i governatori, ovviamente il capo della Protezione Civile, ma soprattutto per l'incontro con i familiari, come avevamo detto. Tra l'altro il titolo che riepiloga un po' le parole del Presidente del Consiglio
e che abbiamo tenuto in sovraimpressione fino ad adesso, cioè il governo deve ragionare, no? Deve riflettere, su quello che è successo. Ci accontenta poco, no? Possiamo dire, cioè, quello è abbastanza. Ci aspettavamo qualcosa di più forte. Sì, però chiaramente probabilmente è anche una dichiarazione di estrema onestà. Sicuramente abbiamo visto nel volto e nelle parole e nella determinazione allo stesso tempo del Premier Draghi nel voler essere lì nonostante i forti ritardi, il ritorno indietro per maltempo e le ore passate tra Verona e Trento, insomma poi finalmente l'arrivo a Canazei, un dato molto più efficace, ecco, nei fatti. Ecco, vorremmo capire da adesso in avanti quali potrebbero essere i fatti. Allora proviamo a telefonare a Bottacin perché adesso è disponibile, quindi non so se lo possono collegare. Stiamo per collegarci con l'assessore regionale alla protezione civile Giampaolo Bottacin, che abbiamo visto proprio prima insieme a Curcio, ovviamente a Zaia, a Draghi, sul posto che già avevamo sentito questa mattina raccolto dalla nostra Tiziana Bolognani all'arrivo a Canazei, e già operativo ovviamente da ieri per le prime informazioni. Sì, dicevamo appunto ci aspettavamo qualcosa di più, ma evidentemente sono dichiarazioni anche così sincere di quello che poco per ora si può fare. C'è il tema però di una marmolada. Ha detto che era importante essere qui, cioè lui ha detto sì, la presenza. All'inizio della conferenza stampa era una presenza importante perché ho visto ha trovato difficoltà forse a trovare anche modi per esprimere quello che stava raccontando senza aver fatto il giro in elicottero che di solito rende l'idea, consente anche a chi ha ruoli amministrativi per di più di governo di capire quale sia la portata di questo disastro. Immaginiamo che le emozioni, il dramma delle famiglie che o hanno già la certezza purtroppo di aver perso i propri cari o sono ancora lì tra coloro che sono sospesi purtroppo senza sapere nulla, immaginate quale effetto dirompente possa aver avuto anche su chi ha un ruolo di governo. E ripeto, solo pochi giorni fa aveva detto nel nostro paese dobbiamo fare veramente qualcosa per il piano emergenza, ma che qui non vuol dire solo siccità, e abbiamo letto i dati tecnici di che cosa significa, qual è l'impatto del caldo e che non è immediatamente dirompente sul ghiacciaio, ma è un ragionamento che va fatto negli anni e forse anche appunto nei decenni prima di arrivare purtroppo a raccontare un dramma di questo tipo, insomma, ma è sicuramente collegato perché abbiamo un deficit di infrastrutture e ovviamente molte politiche da fare sul fronte della transizione ecologica per ridurre l'inquinamento. Allora, dovremmo riuscire a collegarci, fateci sapere la regia appena è possibile, con Giampaolo Bottacin o Tiziana Bolognani, fateceli vedere ovviamente perché non riesco a capire appunto se Bottacin ha linea disponibile per collegarsi, altrimenti lo raggiungiamo al Nel frattempo, telefono. Sul fronte delle ricerche, questo dato interessante, le tecnologie che vengono in aiuto per i soccorsi, un elicottero della Guardia di Finanza attrezzato con il sistema IMSI Catcher per intercettare i segnali di cellulari accesi anche sotto diversi strati di neve giungerà a Passo Fedaia e opererà sul luogo del disastro della Marmolada. Il sistema è in grado di leggere il codice IMEI dei terminali dei dispersi ottenuti dai gestori telefonici e così li può localizzare anche sotto diversi strati di neve. Forse c'è segno che abbiamo la pubblicità, chiedo alla regia. Allora, diciamo, informazione tecnica, uno dei nostri portali Skype non va, quindi ne sta provando un altro adesso a Bottacin e quindi vediamo se riusciamo a collegarlo. Se sappiamo che riusciamo al volo lo facciamo, altrimenti... Allora, pubblicità, va bene, ci fermiamo pochi istanti.